Possiamo andare? Buon pomeriggio dal comunale di Scorzè, dove siamo pronti per seguire tra una decina di minuti, siamo pronti per seguire, vi dicevo, la finale tra il Calcio San Donà e la SD Calcio Albignasego. Si tratta di finale di Coppa Italia per quanto riguarda l'eccellenza, quindi siamo nel Veneto e quindi assegniamo questa coppa, naturalmente Coppa Italia Eccellenza Veneta, e alla fine dei 90 minuti, ci auguriamo, altrimenti serviranno i supplementari e poi i rigori, tra le due formazioni che sono arrivate a questo appuntamento, e sono arrivate ad un appuntamento importante come lo scorso anno e come negli anni passati, arrivando naturalmente attraverso una serie di gare e di partite che naturalmente hanno determinato una griglia finale. Sicuramente ha fatto un po' meno fatica, almeno nella parte delle semifinali, l'Albignasego, perché ha avuto vita facile contro il Montorio senza nessun problema o quasi, mentre per quanto riguarda il San Donà di Piave ha dovuto faticare un pochino maggiormente, anche già dai quarti di finale, andando a Vittorio Veneto e riuscendo poi a vincere soltanto all'ultimissimo istante. Poi per quanto riguarda la semifinale, partita bruttissima, diciamo così, allo Zanuto di San Donà di Piave per la formazione di Siciliano, che ha rischiato di mettere in preventivo e di cancellare la finale con un 2-1 finale, diciamo al termine dei 90 minuti, che ha dato la possibilità fortunatamente alla compagine di Siciliano di ritornare in corsa per quanto riguardava appunto il match di ritorno disputato a Castello di Godego. E a Castello di Godego contro la Godigese c'è stata la rivincita della formazione di Siciliano, la rivincita della formazione di San Donà di Piave, andando a vincere e andando a decretare quindi che la seconda finalista sarebbe stata proprio la formazione del San Donà di Piave. San Donà che quindi se la vedrà con il Calcio Albignasego, girone A e girone B, quindi una squadra di un girone e l'altra dell'altro, quindi avremo la possibilità anche di vedere i valori delle due società in campo. Non si sono mai affrontate durante il campionato, essendo in gironi diversi, quindi abbiamo la possibilità di vedere lo scontro e le forze del girone A e del girone B proprio in questa partita di finale, che li vedrà tra poco scendere in campo qui a Scorzè. Ci scusiamo anche per i rumori che abbiamo in sottofondo sicuramente e che avremo in sottofondo, perché non c'è una cabina stampa qui a Scorzè e quindi abbiamo dovuto e siamo costretti insieme agli altri colleghi ad una trasmissione un po' di fortuna in mezzo al pubblico e in mezzo naturalmente alla gente, quindi i rumori ci saranno sicuramente. Allora andiamo a vedere un attimo, anche a studiare le formazioni che hanno scelto i due tecnici. Allora Siciliano, allenatore del San Donà di Piave, manda in campo questo 11 con per lui qualche problema di formazione, perché gli manca Granzotto e per quanto riguarda il nuovo arrivato, il terzino nuovo arrivato in casa San Donà, che è infortunato. Manca anche nell'11 titolare Marco Destito, che è rimasto infortunato durante la settimana, si è allenato poco, ha dovuto rinunciare ad andare in campo tra gli 11, parte della panchina e vedremo se ci sarà l'occasione per lui di giocare, e anche perché stava attraversando un deciso momento molto buono di forma e di carattere, quindi bene per quanto riguarda la possibilità di vederlo in campo forse nel secondo tempo, se servirà a Siciliano e a Bisiol. Proviamo a dare un'occhiata già alle formazioni, mentre la confusione è totale per quanto riguarda la sistemazione del pubblico. Attenzione però, perché non tocco, vabbè. No, ma non è quello.
Allora, le formazioni: Sandona di Piave con Battaiotto, Mazzon, Pasian, Crescente, Fortunato, Abčka, Soncin, Scroccaro, Scantamburlo, De Stefani e Crivaro. È il miglior 11 che poteva mettere in campo Vincenzo Siciliano quest'oggi, coadiuvato da tutto lo staff appunto del Sandona di Piave. In panchina porta Teso con il numero 12, con il 13 Casonato, con il 14 Di Sopra, con il 15 Teso, con il 16 Brichese, con il 17 appunto Marco Destito. Per quanto riguarda il calcio albignasego, schiera questo 11: Bala, Salvatore Di Lalla, Ricco, Cecconello, Ghiraldo, Masiero, Paganin, Cecconello, Mattia, Torregrossa e Salata. In panchina con Antonio Paganin, il tecnico appunto del calcio albignasego, troviamo Bortolami, Shortino, Benucci, Topao, Rampin, Pedron, Granfo, Risdonne e Luca Rampazzo. L'incontro sarà arbitrato dalla terna capitanata da Giuliano Kumbulla della sezione di Verona, l'arbitro. Gli assistenti sono Simone Covolan della sezione di Conegliano e Simone Pretto della sezione di Vicenza. Questo per quanto riguarda gli 11 che scenderanno in campo e le riserve cosiddette appunto che andranno in panchina e che avremo sicuramente modo di vedere nel corso della partita e della gara. Noi ringraziamo come di consuetudine i nostri sponsor che ci hanno accompagnato anche in questa gara di finale qui a Scorzè, Pasian Auto e Destito, quindi grazie a loro e andiamo ancora a vedere e a scoprire prima dell'inizio di questa gara come ci si affronterà e come si affronteranno le due formazioni che stanno per scendere in campo tra poco. Intanto diamo anche un'occhiata al pubblico presente. È un pubblico diciamo che ha trovato posto sulle tribune qui di Scorzè, accuratamente divisi da una parte e dall'altra le due tifoserie. Sandona di Piave mi pare sulla nostra destra e Albignasego alla sinistra per quanto riguarda appunto coloro che guardano i nostri schermi, anche se magari le immagini dalla tribuna avremo in qualche occasione la possibilità di vederle. Davanti alla tribuna, davanti alla zona centrale appunto, l'altra gradinata che si sta piano piano riempiendo anche lì perché la gente è arrivata copiosa qui a Scorzè e naturalmente adesso non si attende altro che il fischio d'inizio del signor Kumbulla della sezione di Verona, che andremo sicuramente a ricordare durante il corso del match e che avrà modo di giocare e di arbitrare questa gara, questa partita che sicuramente sarà interessante e assegnerà la Coppa Italia categoria eccellenza nel Veneto. Si giocheranno anche altre. Ieri mi pare si è giocata quella del Friuli Venezia Giulia, quindi insomma diciamo che il tutto va verso il completamento finale di una stagione che adesso si getta nel nuovo anno, nel 2025. In sottofondo la musica scatenata che è qui a Scorzè. Ecco, qui mi dicono, arriva un messaggio che danno inguardabile il campo e in effetti insomma diciamo che ne abbiamo visti di migliori, però diciamo che si gioca in questo terreno di gioco a Scorzè con una pista di atletica leggera azzurra che delimita il campo, che circonda il campo. Molti naturalmente, compreso il sottoscritto, non sono molto favorevoli ad avere una pista di atletica leggera appunto a delimitare il campo di calcio, però insomma è così. Stanno entrando le squadre, o quantomeno stanno entrando gli uomini che andranno in panchina da ambo le parti per le due formazioni che tra poco vedremo in campo. Lo ripeto, si gioca la finale di Coppa Italia Eccellenza tra Calcio Sandona e Calcio Albignasego, una gara che assegnerà appunto questa Coppa, che è ormai un traguardo importante per le formazioni
del campionato di eccellenza che arrivano a questa finale, naturalmente, che arrivano a questa assegnazione di coppa importante anche per il futuro, insomma, per la corsa poi alle altre posizioni, e poi rimane chiaramente il campionato, un campionato che per quanto riguarda il girone B, che noi come Streaming Sport seguiamo dettagliatamente, è un campionato che si è infiammato nelle ultime giornate del 2024 e anche la prima giornata del 2025, portando naturalmente, non diciamo grandi scosse, ma conferme, la conferma del Borgoricco in testa alla classifica, la conferma della seconda piazza del Conegliano, che è vista da tutti come una delle squadre favorite, e poi anche la Godigese che si rifà sotto. Molti avevano detto che per la Godigese non c'era spazio, invece con la vittoria di ieri a Pieve di Soligo, vittoria meritata, con una bella partita, una bella gara disputata al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo e vinta appunto dalla Godigese. Ecco le squadre in campo. Intanto io direi che forse la musica la potrebbero anche levare, perché non è un concerto, quindi vediamo se adesso la musica si quieterà, si fermerà, e quindi avremo modo naturalmente di ammirare e di vedere le due squadre che scenderanno in campo. Adesso mi pare che si siano accorti che la musica e la radio bisogna levarla, e quindi diamo spazio ai protagonisti, ai 22 protagonisti che sono in campo già, strette di mano tra la terna arbitrale e tra i due capitani. Jacopo Fortunato per quanto riguarda la formazione del San Donà, e il capitano invece per il Albignasego è Manuel Cecconello. I due si sono stretti la mano, quindi tutto bene per il momento con le foto di rito, e adesso ci apprestiamo a godere, se ci permettono di vedere la partita, i fumogeni che sono già partiti in casa Albignasego. E allora la tifoseria, vi dicevo, sulla nostra destra, guardando lo schermo, abbiamo la tifoseria del San Donà di Piave, San Donà con maglia biancoceleste classica, completo granata invece per quanto riguarda l'Albignasego, in formazione, come abbiamo detto, una formazione abbastanza tipica, perché è la formazione senza grossi problemi che hanno avuto per arrivare a questa gara, con Bala Salvatore Di Lalla, Ricco, Cecconello, Ghiraldo, Masiero, Paganin, Cecconello, Torregrossa e Salata. Questo è l'11 scelto da Paganin per mandare in campo e per giocarsi appunto la finale di Coppa. Risposta dall'altra parte, Siciliano ha dovuto fare i conti, inizia la gara intanto, ha dovuto fare i conti con qualche infortunio, qualche problemino, però gli 11 sono questi: Battaiotto, Mazzon, Pasian, Crescente, Fortunato, Apcica, Soncin, Scroccaro, Scantamburlo, De Stefani e Crivaro, che ha fatto ritorno in questo mese appunto al San Donà di Piave dopo la parentesi al Borgoricco per motivi, ci dicono, di spostamenti troppo lunghi per andare a Borgoricco. Il giocatore è ritornato a San Donà di Piave, dove si era trovato bene alcuni mesi fa. Allora inizia la gara con subito la prima manovra e la prima spinta in avanti da parte del San Donà di Piave, che viene fermato dall'Albignasego con una rimessa in gioco adesso con le mani per provare chiaramente ad impostare il proprio gioco. Marcature con Soncin che arriva da Tergo e toglie immediatamente il pallone al suo diretto avversario, con il numero 8 Paganin in mezzo al campo per quanto riguarda l'Albignasego, perde palla e la riguadagna e la riconquista la formazione del San Donà di Piave, che non mi stupisce, perché l'avvio e la partenza del San Donà è sempre più o meno uguale. Il rinvio lungo del capitano Cecconello per pescare in avanti la partita. Primo fallo di Jacopo Fortunato, che poi va a colloquio direttamente con l'arbitro, perché prima di colpire aveva già segnato che secondo lui aveva colpito la palla, così non ha decretato l'arbitro, e quindi punizione per l'Albignasego, un Albignasego che gioca adesso proprio sulla propria metà campo, con Cecconello e Ghiraldo che provano a manovrare ancora la palla che non trova compimento, riesce
a guadagnarla ancora il Sandona di Piave, che è partito a 1000 in questo caso, perché sta spostando in avanti il proprio baricentro subito. Adesso manovra da dietro per quanto riguarda la formazione di Sandona di Piave, che cerca di trovare le linee. Attenzione, perché il gioco lo comanda quel signore con la fascia rossa sul braccio, numero 5 sulla schiena, ovvero Jacopo Fortunato. Eccolo qui che viene a prendersi la palla. Fortunato scende, ecco che guadagna lui il pallone, un po' il metronomo di questa squadra. Se gira lui il Sandona di Piave è a metà lavoro sicuramente. Lo abbiamo visto non girare in alcune partite, abbiamo visto la squadra come naturalmente ne soffre. In avanti la palla per cercare Crivaro, ancora anticipato di testa, poi mette giù ancora con il numero 9 Scantamburlo, che si gira, prova ad andare nel mezzo, c'è un raggruppamento di giocatori, un po' di confusione, palla che viene conquistata dalla formazione dell'Albignasico con il numero 8 Paganin Riccardo, che ha fatto capire al suo compagno di squadra, il numero 4 Ricco, che toccava a lui battere, toccava a lui impostare questa azione, questa ripartenza dell'Albignasico. Palla indietro, ancora il rinvio lungo di Balla, con pallone che viene conquistato ancora dalla formazione di Sandona di Piave, che spinge in avanti, lo fa fin dai primi minuti di gioco, e allora l'Albignasico è costretto a salvarsi ancora una volta in fallo laterale. Controlla palla la formazione del Sandona con le mani, il tentativo di colpo di testa non riuscito, arriva Fortunato da Tergo, prova a verticalizzare un pallone, ma l'anticipo è stato netto questa volta del capitano Cecconello, che riesce però a portare palla fino ad un certo punto, poi blindato e bloccato. Blocca tutto anche Mazzon, Francesco Mazzon, classe 2004 del Sandona di Piave, con il numero 2 sulle spalle in marcatura su Torregrossa. Sarà un bel duello questo che vediamo già che ha fatto infiammare subito le due tifoserie, con Cristian Bala al rinvio. Adesso il capitano che imposta sul Salvatore Corrado. Ancora il portiere dell'Albignasico che prova a far aprire la linea difensiva del Sandona. E adesso eccolo qua il duello che vi dicevo in precedenza, con il numero 10 Torregrossa che è contrastato dal numero 2 appunto Mazzon. Sarà un bel duello quello che vedremo su questa linea, su questa fascia, sulla fascia destra del campo. Pallone che è tra le mani di Corrado, con le mani lungo il rinvio, c'è il tentativo di è riuscito tra l'altro di mettere in fallo laterale da parte di Crescente. Si sono giocati 4 minuti e 50 secondi del primo tempo, risultato chiaramente ancora fermo sullo 0-0 qui a Scorzè per questa finale di Coppa Italia Eccellenza. Palla che viene gettata in mezzo, lancia un urlo Jacopo Fortunato, va per le terre, l'arbitro giudica che c'è stata la spinta da Tergo e allora si può ripartire il Sandona di Piave, sempre con lui Jacopo Fortunato. Sventaglia ancora in avanti per trovare Scantamburlo, che si gira bene, poi se ne va Scantamburlo, prova ad andarsene, viene fermato, riconcilia dentro il pallone, il tentativo di andare al tiro c'era anche riuscito, ha contratto naturalmente la gamba del suo diretto avversario. Nulla di fatto, può ripartire o può tentare di ripartire l'Albignasico, fermato ancora una volta a metà campo con Fortunato che va per le terre, ed è punizione per lui, punizione per la sua squadra. Doppia, cambiato un po' il modulo siciliano, costretto anche dagli infortuni e dall'assenza di Granzotto a giocare con un 4-4-2. Davanti in effetti c'è Crivaro e Scantamburlo come due punte, poco più dietro Marco De Stefano per supportare naturalmente le due punte del Sandona. Si ferma il gioco perché c'è una botta rimediata dal capitano Manuel Cecconello, per lui uno dei veterani, insomma è un 96, classe 96. Bala che va ancora a servire il suo terzino sinistro, tutto dalla parte opposta cercando di cambiare gioco, ci riesce con il numero 4
Ricco che viene in avanti. Poi c'era il fallo, quelli di Albignasego volevano il fallo su Ricco, adesso c'è il fallo invece su Crivaro. Non estrae il cartellino, per il momento, e dal pubblico subito si comincia a richiedere il cartellino giallo quantomeno. Lo ha lasciato andare, lo ha lasciato prima, non lo ha estratto prima, non lo ha estratto adesso con questo fallo, quindi ha fatto parzialmente capire quale sarà l'andamento e cosa vorrebbe l'arbitro dai giocatori in campo. Speriamo lo abbiano capito, che non sia costretto al più presto a intervenire con i cartellini gialli. Si gioca anche da terra con questo scontro tra il numero 2 e il numero 10, vi dicevo, Torregrossa con il Mazzon. Adesso c'è Corrado con le mani per trovare un compagno libero, qualche difficoltà a trovare un compagno libero dalla marcatura. Allora il colpo di testa ancora con De Stefani, che prova a girarsi, prova a trovare lo spazio, perde perché ha tenuto troppo la palla e allora può lanciarsi in avanti l'Albignasego, entra in area, buono l'intervento dell'ultimo difensore del Sandona di Piave, che salva per il momento, palla fuori, si libera molto bene, una finta bellissima, entra dentro, ancora un tiro del numero 11 Salata, che aveva lasciato sul posto il suo diretto avversario presentandosi molto bene di fronte a Battaiotto però bene, ma si ferma tutto e si fa ripartire naturalmente dal basso, ancora rimessa in gioco. Bravo comunque Battaiotto, perché si era presentato e si era trovato da solo il giocatore appunto Salata, che ha impegnato proprio Battaiotto in una parata a terra con i piedi. Mette in avanti questo pallone, ancora la sventagliata per trovare o Scantamburlo oppure Crivaro. Ci tenta De Stefani da 25-28 metri, un tiro velleitario, perché poi non c'è stato grosso problema per Bala per ritornare e andarsi a prendere questo pallone. Ancora netto l'anticipo del terzino del Sandona di Piave, si allunga la palla. L'arbitro non fischia su Crivaro. Qui c'è qualcuno sta incominciando a protestare sia sugli spalti e sia in campo. Questa azione qui forse, diciamo che forse era sistemato meglio lui, avrà visto meglio, però sembrava proprio un fallo e quindi non fischiato, lascia un po' a desiderare. In avanti ancora Torregrossa, si libera, attenzione al tiro scagliato dal numero 9 Cecconello, Mattia Cecconello, che si è presentato così con la sua prima palla giocata dal limite dell'area di rigore. Cecconello è andato al tiro, l'ha trattenuto in doppio istinto Battaiotto, ancora a terra, quindi nessun problema per il Sandona di Piave. In avanti cerca di manovrare la difesa del Sandona, come vi dicevo schierato quest'oggi con un 4-4-2, con De Stefani che cerca di conquistare palla, non ci riesce. Torregrossa che adesso si è spostato in mezzo. Abbiamo capito gli intendimenti dell'arbitro, lascia giocare. È un match veramente abbastanza duro, perché ci sono stati degli scontri un po' duri a terra. Adesso c'è Torregrossa che poi si rialza, quindi a questo punto aveva anche ragione l'arbitro, è successo nulla, quindi lasciamo correre, si gioca e non si ferma il gioco per il momento, quindi si è scelta questa linea da parte del signor Kumbulla. Vedremo. Soncin cerca di girarsi, spalle alla porta, e allora fa correre il suo terzino sulla fascia destra del campo, viene fermato dalla difesa dell'Albignasego. Nulla di fatto, si rimette in gioco con le mani, cercherà una rimessa, pensiamo, lunga con le mani per andare direttamente in area, dove attendono palla De Stefani e Crivaro. Eccolo De Stefani che spalle alla porta, cerca di tenerla, la palla riesce, arriva Scantamburlo a sostegno, palla però che non passa, e allora nulla di fatto, rinvio immediato dell'Albignasego che cerca la ripartenza. Non la trova però, perché ancora il numero 9 Cecconello viene anticipato dal proprio uomo. Battaiotto poi sbaglia questo rinvio e allora permette ancora all'Albignasego di venire in avanti. Attenzione, una spinta da Tergo che non è fallosa, ma ha fatto perdere sicuramente
secondi preziosi al giocatore dell'Albignasego, che non si è trovato più il pallone in posizione ottima e ha faticato. La palla poi è andata via e lo stesso è scivolato, quindi nulla di fatto per la spinta in avanti dell'Albignasego. Può ripartire con ordine, cerca di mettere ordine la formazione di San Donà, con i due mister che vediamo dalla parte opposta del campo, dalla parte opposta alla tribuna centrale, entrambi in piedi a dare consigli naturalmente alle due squadre, sia Paganin sia Siciliano. Adesso manovra ancora Paganin con palla adesso per manovrare con il capitano Ceconello. Ceconello che prova a distendersi, arriva su Torregrossa che converge verso il centro, torna indietro però Torregrossa, ancora per Ceconello, e allora ancora si riprova con un ottimo anticipo da Pergo, buono per Scantamburlo che taglia il campo molto bene. C'è Crivaro che va, si lancia, Crivaro viene fermato dal numero 6 Ghiraldo, palla messa ancora sulla linea laterale del campo, lascia andare, poi adesso ferma perché lo scontro è stato piuttosto pesante. Arriva Fortunato a sostenere la propria causa, ma i due capitani sono lì entrambi, da una parte e dall'altra, entrambi perorano la propria causa. Vince in questo caso Fortunato, che si ritroverà a palla tra i piedi, pronto a scaricare uno dei suoi traversoni pericolosissimi in mezzo all'area. Ai 9:15 va a postare, va a mettere la barriera Kumbulla Giuliano della sezione di Verona. È tutto pronto perché Jacopo Fortunato possa tagliare questa palla. Attenzione ai suoi fendenti, attenzione ai suoi cross perché sono pericolosissimi. Questa volta no, c'è poi un massacro, diciamo così, in fondo. Due uomini dell'Albignasego sono a terra e la punizione verrà ripetuta perché vediamo che Fortunato è ancora lì con il pallone tra i piedi, ne approfitta per sistemare il campo che ad un'occhiata iniziale sembrava anche carino, poi stiamo vedendo che sta perdendo un po' di zolle un po' dappertutto. Ancora sbagliato il cross di Fortunato, in questo caso un 2-2, può ripartire Torregrossa, viene messo a terra ma l'arbitro lascia correre ancora con questa palla che viene giocata da De Stefani, che guadagna un fallo in mezzo al campo e l'arbitro ne approfitta per andare a reguardire verbalmente il capitano dell'Albignasego, richiamato verbalmente perché stava protestando. Fortunato, in fianco a lui c'è Scroccaro, si prova a spingere Mazzon sulla fascia sinistra del campo, c'è Abčka vicino, la linea difensiva sceglierà ancora di tagliare il campo, lo fa bene questa volta per Mazzon che non riesce però a prendersi il pallone, e allora arriva Scantamburlo che di tacco mette la possibilità di andare. L'arbitro dice che non c'è nulla, c'erano quelli del San Donà che protestavano per un possibile fallo, non c'era chiaramente, e allora l'arbitro indica che si ripete. Attenzione a Bala che ha rischiato venendo fuori, e c'è l'ottimo anticipo, ancora il tentativo di girarsi da parte di Crivaro. Qui c'è il fallo in gamba tesa di Crivaro, pericolosissimo sul portiere, un rischio per l'uomo, poteva essere molto pericoloso questo fallo. E allora Bala che è pronto per il rinvio, fortunatamente si è rialzato, quindi nessun problema. Bala con il pallone davanti a sé, pronto al rinvio, scivola e riesce ad andare oltre la metà campo, però palla controllata con Fortunato, ancora un altro fallo. Allora, se avevamo visto fin dall'inizio che non si scherzava, sono passati, andiamo a vedere, sono passati al nostro cronometro
ben 16 minuti di gioco e abbiamo capito che i falli fioccheranno da una parte e dall'altra, lo stanno già dimostrando in questo caso le due squadre che non si sono risparmiate in questi primi 16 minuti di gioco qui al Comunale di Scorzè, dove si sta giocando la finale di Coppa Italia Eccellenza. Non arriva prima Torregrossa, poi c'è Mazzon che tiene palla da terra e allora ancora mette dentro questa palla. Soncin non ci arriva prima il suo difensore, palla fuori, ma è un attacco continuo da parte del Sandona di Piave con l'Albignasego che ha provato alcune sortite soltanto sulle ripartenze dei suoi giocatori, non riuscite peraltro. Adesso ancora palla conquistata dal Sandona di Piave, viene in avanti, prova sulla fascia destra del campo, mette dentro questo traversone troppo lungo che termina abbondantemente sul fondo, quindi nulla di fatto. 17 minuti di gioco, 18 adesso per quanto riguarda le due squadre che si giocano la Coppa Italia Eccellenza Veneta. Prova a ripartire Bala, deve stare attento perché ha rischiato un pochino anche prima e si scivola parecchio e quindi deve stare attento. Abčka in azione difensiva, Fortunato che manda via il pallone, la stoppa molto bene Scantamburlo, Crivaro con il tiro su cui Bala si è immolato con i pugni. Bala esce dai pali e fa bene a mettere palla in fallo laterale perché stava rischiando parecchio. Prima grossa occasione per il Sandona di Piave con Crivaro che è arrivato e ha provato subito il tiro di destro, palla che viene deviata naturalmente dal portiere e quindi prima occasione ghiottissima per il Sandona di Piave. Soncin cerca di metterla dentro, l'arbitro non fischia, volevano un fallo di mano ma secondo me non c'era, quindi ha fatto bene a lasciar correre l'arbitro. Ancora Soncin dalla parte opposta, se cerca di andarsene De Stefani che viene messo a terra, ma anche lì, anche in questo caso non c'era il fallo, lascia giocare decisamente l'arbitro Kumbulla di Verona. Palla in avanti ancora con la palla persa da parte del Sandona, poi il rischio dell'Albignasego che perde palla ancora una volta, in difficoltà nelle ripartenze dal basso la formazione di Paganin che non riesce a far distendere i suoi con maggior calma e tranquillità. Bravo Abčka in uscita sul suo diretto avversario, persa palla ancora dall'Albignasego, è un buon momento del Sandona, con De Stefani ancora alla manovra, con un taglio campo con il numero 8 Scroccaro che aveva tagliato il campo per cercare di servire il suo attaccante, non riuscito. Ancora bene Abčka che va di testa per rinviare, Crivaro la mette giù, può ripartire Crivaro, attenzione, marcatura assillante su di lui, subisce il fallo ma l'arbitro lascia correre giustamente per il vantaggio e allora Jacopo Fortunato gira e smista la palla a destra e a sinistra con pallone ancora che viene portato in avanti da Soncin, si ferma Soncin, viene bloccato davanti alla panchina dell'Albignasego, palla che viene giocata con le mani ancora per Paganin, Riccardo Paganin in campo con il numero 8, gira tutto dalla parte di Corrado che prova con più calma a manovrare, a trovare uno schema, però sbaglia tutto. C'è Soncin che guadagna palla, poi ha servito Crivaro che non si era accorto, o meglio che le aveva data veramente male Soncin questa palla. Ancora in difficoltà questa volta il rinvio di Leonardo Pasian che viene alto, poi Fortunato mette giù questa palla, la giocano piano piano adesso con De Stefani che fa viaggiare o cerca di far viaggiare Crivaro che però viene anticipato dal suo diretto avversario. Nulla di fatto, altro fallo, si alza l'intera panchina dell'Albignasego per protestare. In questo caso hanno ragione perché il fallo non era dei più tranquilli. E c'è la prima munizione, se vedo bene, ed è Soncin a terminare sul taccuino dell'arbitro. Prima munizione dopo 20 minuti di gioco, quindi l'arbitro estrae il primo cartellino giallo. Ha fatto capire insomma che certe cose si possono fare o si lascia giocare. Poi su questo fallo non ha più aspettato e ha estratto il cartellino giallo. Gioca l'Albignasego sempre da dietro, con qualche difficoltà di impostazione.
però adesso passa la metà campo perdendo palla e c'è un altro cartellino giallo al numero 3 di Lalla che finisce sul taccuino. Era logico che finisse così perché ha lasciato giocare, ha lasciato sfogare per una ventina di minuti, adesso basta perché la situazione stava un po' scappando di mano effettivamente e quindi un paio di cartellini potrebbero far ritornare un po' di calma, un po' di tranquillità in campo. Si era persa effettivamente perché qualche scontro era risultato anche abbastanza cattivo. Abčka e Jacopo Fortunato. Il rinvio, la sventagliata in avanti, però trova ancora Di Lalla con il colpo di testa per mettere in moto i suoi, poi un po' di confusione, Fortunato che salta, mette davanti la palla, Abčka che contrasta, c'è un po' di confusione adesso a centrocampo soprattutto dove si cerca di bloccare la partenza delle rispettive punte. Anticipato anche Scantamburlo che stava per riconquistare il pallone, non riuscito. Scantamburlo, Crivaro a sostegno, c'è Scroccaro subito dietro le punte, quindi da una grossa mano viene sulla fascia destra del campo l'Albignasego, prova a scendere, prova a trovare un po' di gioco, non riuscito. Bravo, si gira bene Scantamburlo, appoggia per Fortunato, alza la testa, cerca di trovare un compagno, deve tornare indietro però perché non c'è possibilità di andare con un lancio in avanti. Vediamo se lo effettua adesso, no, perché trova ancora Abčka in tentativo, anzi è crescente in tentativo di portarsi ancora sulla destra. Bene con Scroccaro in mezzo a due, cerca di andarsene ma la palla poi viene perduta. Avanti l'Albignasego con Torregrossa e poi con Ricco fronteggiato dal suo diretto avversario, mette dentro questa palla ma è preda di Fortunato che allora può far ripartire i suoi, ancora con Di Stefani che scandaglia molto bene una bellissima palla da destra a sinistra e allora attenzione a Crivaro che scivola, poi ritorna con la palla tra i piedi, il tentativo e il colpo di De Stefani che va al tiro ma è un tiro debole che termina tra le braccia di Bala, che era anche tra l'altro leggermente scivolato e sono due le occasioni abbastanza ghiotte per quanto riguarda la formazione del San Donà. Prima con Crivaro e adesso con questo tiro di De Stefani, entrambe neutralizzate da un ottimo Bala tra i pali. Però vedete come la difficoltà dell'Albignasego è quella di trovare il giusto legame tra il reparto difensivo, tra i quattro che stanno difendendo, che sono anche abbastanza lunghi e sono troppo dietro secondo me, e quindi vedete come poi il San Donà di Piave abbia facilità o con un lancio lungo oppure con un dialogo qui a centrocampo a trovare poi sempre la possibilità, come adesso, una possibilità di tagliare il campo. Bravo Soncin a tenerla, poi Scantamburlo che non arriva, anzi era De Stefani, arriva a sostegno Mazzon che entra in area di rigore, mette dentro questo pallone molto molto bello e c'è il colpo di testa di Filippo Ghiraldo, classe 2004, che mette in angolo il pallone. È un'altra bella azione però del San Donà di Piave, che sicuramente sta giocando decisamente meglio dell'Albignasego, che prova soltanto in uscita le sue ripartenze, che per il momento però sono state bloccate dalla linea difensiva e dai centrocampisti della formazione del San Donà. Chiede lo schema, il schema Fortunato, vediamo, alza il braccio, vediamo dove mette questa palla, secondo palo, non arriva a compimento, era però una bella azione che poteva nascere. Adesso c'era Scroccaro che un po' ad occhi chiusi cercava Fortunato, a parte il fatto che il traversone non era perfetto, palla che termina in fallo laterale, allora può rimettere in gioco l'Albignasego con le mani, con questa azione che può ripartire. Albignasego ancora in difficoltà con il tentativo di girarsi, una grande lotta lì che vede ancora Abčka e il numero 9 Ceconello, duello fisico, l'arbitro lascia correre con
Fortunato, sventagliata ancora per trovare De Stefani, ma prima di lui c'è Scantamburlo che gli allunga la palla, poi il capitano Cecconello non ci pensa due volte e, come si diceva una volta, palla in tribuna e via, pedalare per quanto riguarda la formazione del Sandonà, con le mani adesso a sostegno per la rimessa in gioco con Mazzon ancora. Tiene palla Scantamburlo, la riconquista Mazzon, palla che era dentro, allora De Stefani che si va sul fondo, De Stefani mette dentro questa palla, la trova lì ferma e nulla di fatto, perché ancora Scantamburlo trova un ostacolo davanti a sé, nulla di fatto per ripartire, ancora palla in avanti, Scantamburlo si gira, voleva il tocco con la mano, l'arbitro lascia correre e allora Mazzon ancora, che è rimasto qui sulla fascia sinistra del campo, Mazzon va sul fondo. C'è il numero 4 Ricco che in scivolata colpisce un po' palla, un po' giocatore. L'arbitro dice che va tutto bene e allora può andare con la rimessa in gioco che va sui piedi della difesa appunto dell'Albignasego. Bala il rinvio lungo, lo fanno correre quelli del Sandonà. Forse potevano andare indietro dal proprio portiere, invece il rinvio alto favorisce Soncin che mette a terra la palla, poi cerca di verticalizzare subito Jacopo Fortunato, vediamo se sarà costretto a commettere fallo, no, la perde palla da solo l'Albignasego, viene in avanti ancora con Torregrossa, il pallonetto, è una bella azione questa e c'è l'uscita a valanga del portiere, chiaramente molto bene Battagliotto che travolge il suo compagno di squadra, rimangono a terra entrambi, sono in tre veramente a terra del Sandonà di Piave. C'è stata questa bella azione dell'Albignasego, altra ripartenza come avete potuto notare e vedere, altra ripartenza, pallonetto di Torregrossa che era riuscito a mettere davanti a Battagliotto ancora un paio di giocatori, uscita a valanga perfetta di Battagliotto e quindi nessun problema per la retroguardia del Sandonà di Piave, sostenuto qui a Scorzè dai suoi sostenitori, dai suoi ultras, chiamiamoli così, da una parte sulla fascia destra del campo, diciamo sulla destra ci sono quelli del Sandonà di Piave, accuratamente divisi dall'organizzazione, chiaramente Albignasego sulla sinistra. Deve uscire perché è entrato il massaggiatore, quindi deve andare fuori dal campo e sarà il signor Kumbulla di Verona a dire quando potrà rientrare il giocatore del Sandonà, che intanto ne approfitta per essere curato dal massaggiatore. Può rientrare, squadre in 11 entrambe, tutto per Crivaro che prova a manovrare, cerca ma non trova Scantamburlo, anticipato, ancora Bala che è costretto al rinvio lungo e affannoso, palla che termina in fallo laterale. Buona cornice di pubblico per quanto riguarda la finale qui a Scorzè. Si sta riempiendo anche la gradinata di fronte alla tribuna centrale, quindi diciamo che scelta che è stata centrata ancora una volta dal Comitato Regionale Veneto per quanto riguarda la sede. Bala è pronto al rinvio, parla con i suoi, gioca da dietro, anticipato nettissimo e c'è il fallo addirittura con l'ammonizione del numero 6 Ghiraldo. Questo è stato un fallo sciocco veramente da parte di Ghiraldo, perché non si era accorto che arrivava Soncin e ha dovuto rimediare in questa maniera, ma una ammonizione veramente di cui poteva fare a meno. Si è complicato la vita per la partita in corso. E manco a dirlo sul pallone al 30° minuto c'è Fortunato. Non vuole nessuno in barriera, vuole vedere la palla perché sa e conosce Fortunato chiaramente, vuole vedere partire la palla il portiere, quindi non ha voluto nessuno tranne una persona in barriera.
stangata di Fortunato che si ferma attenzione alla ripartenza, è quello che vi dicevo in precedenza. Qui c'è un po' di paura da parte di Abčka, incredibile, un giocatore come lui non si è fidato del portiere, ha messo palla in fallo laterale. A riconquistare la palla quelli dell'Albignasego, il colpo di testa che però non sortisce effetto, anche se c'era una bella girata in area da parte del giocatore dell'Albignasego. È un Albignasego che prova ad alzare un po' il proprio baricentro, sostenuto adesso anche dal pubblico che ha seguito la squadra. Scroccaro fa viaggiare la fascia, viene bloccata. Soncin sbaglia lo stop il giocatore dell'Albignasego davanti alla propria panchina e il mister ne approfitta per dirgli qualcosa, chiaramente non contento di questo stop a seguire che però è terminato letteralmente fuori. Crivaro in mezzo a due, Crivaro che cerca con il petto di far viaggiare i suoi, ci riesce, poi Soncin fermato dal suo diretto avversario Masiero, palla che viene rilanciata via con difficoltà. Sono questi appoggi che potrebbero essere fatti con molta più tranquillità da parte della difesa del San Donà. Arriva a sostegno, poi la palla ritorna lì dove si era perduta in precedenza, tutto girato dalla parte opposta, non trova soluzione. Si arrabbia il pubblico di fede sandonatese perché effettivamente ha fermato il gioco quando avrebbe potuto lasciarlo andare perché c'era il vantaggio, quindi ha scelto così e quindi il pubblico di fede sandonatese si è un pochino arrabbiato sulle tribune, però si riparte con la coppia crescente Abčka che prova a manovrare per ripartire da Tergo. Anche il San Donà adesso prova a far aprire la difesa, attenzione con Bala che era uscito dai pali, preoccupante l'uscita di Bala perché aveva rischiato parecchio. Palla lanciata via con Mazzon che la riconquista, la mette a terra per De Stefani che prova a partire, Jacopo Fortunato, palla per Scroccaro, ancora in mezzo a due, se ne viene fuori molto bene Scroccaro, non c'ha di fronte nessuno, deve andare da Scantamburlo, ancora Scroccaro che si gira bene, la marcatura del suo avversario, ancora in difficoltà, allora Scantamburlo che va al tiro Scantamburlo, ma trova ancora un uomo davanti a sé che gli blocca la visuale e gli blocca il tiro. Fortunato sventagliata per trovare Mazzon, ma invece trova il colpo di testa del difensore dell'Albignasego, palla che viene fermata quasi all'altezza della metacampo, allora può ripartire, può respirare anche, può rallentare il gioco. C'è il capitano Ceconello che dice, Ceconello che è per terra, è inginocchiato, ha chiesto al suo compagno di squadra di rallentare ulteriormente perché aveva qualche problemino, sembra che sia tutto a posto adesso, può rigiocare, sì. E allora Corrado va indietro da Bala sulla fascia sinistra con Ghiraldo che sventaglia bene in avanti, palla che corre sulla fascia, davanti c'è il difensore del San Donà di Piave che si accorge poi di essere quasi alla fine del campo, palla che viene toccata proprio dal giocatore del San Donà e allora con le mani rimessa in gioco da parte di Dilalla, finito sul taccuino dell'arbitro. Dilalla che scodella dentro questo bellissimo pallone, molto bello, però non riesce a girare di testa il giocatore dell'Albignasego, nulla di fatto, sempre con il risultato fermo sullo 0-0 qui al Comunale di Scorzè, il risultato di 0-0 al 35esimo e 41 secondi. Quindi 10 minuti al termine del primo tempo più eventuale recupero e poi naturalmente squadre che non si sono risparmiate in questo inizio di gara, hanno corso parecchio, qualcuno ho visto già dalla parte opposta alla tribuna che gamba tesa che l'arbitro lascia correre, Fortunato ancora un taglio
per trovare De Stefani, che invece si stava spostando al centro, non lo serve, non riesce a servirlo, quindi può ripartire la difesa dell'Albignasego con Di Lalla che scivola ma riesce a far viaggiare davanti. Fermata l'azione, ancora Soncin che va su Fortunato, taglia Fortunato molto bene, è qui e qui ci sarà da vedere qualche immagine, perché questo è un Crivaro lì secondo me andava direttamente in porta, lo ha fermato in una maniera che secondo me era leggermente fallosa, però insomma ci riproponiamo di vedere le immagini, di rivedere le immagini, perché questa azione qui insomma lascia un po' l'amaro in bocca soprattutto a lui, a Crivaro lì davanti. Attenzione, prova a manovrare, guardate la lotta tra il terzino e l'attacco, ancora liberato Crivaro che se ne va sulla fascia, tenuto dal capitano e adesso cade. L'arbitro dice ancora per la seconda volta dice di no a Crivaro, e forse qui ha ragione a dire di no, perché qui non c'era nulla, forse qualcosa di più sull'intervento precedente, sicuramente. Crivaro intanto finito sul taccuino dell'arbitro, ammonito Crivaro. Immagini che saranno da rivedere sicuramente, però ormai passate sono e quindi lasciamole così. Su questo secondo fallo sarei più permissivo. Il primo invece mi lascia veramente un po' d'amarezza, perché qualcosa sicuramente era accaduto. Palla al rinvio, oltre la metà campo abbondantemente, il colpo di testa di Acca tentato, riuscito parzialmente, poi il fallo a metà campo di De Stefani, fallo di De Stefani, c'è un uomo a terra, gioca l'Albignasego, gioca nonostante l'uomo a terra che poi si rialza, viene in avanti con ancora il tentativo di Salata che si libera bene, Fortunato con un pestone rimane a terra, poi si rialza. Adesso forse è il momento dell'Albignasego di provare a spingere un pochino, ci sono state delle occasioni d'oro per la formazione del San Donà. Palla dentro, non riesce nella deviazione il numero 9 Cecconello, ancora il tentativo di metterla a terra da parte del San Donà, riuscito a Soncin, lo stop, può andarsene, bravo Soncin, si gira bene, poi trova la deviazione, ma è lui a toccare per ultimo e allora il pallone è tra le mani del giocatore di Lalla dell'Albignasego. Che sotto le tribune ci sono i bagni e ci sono anche i bar, uno sotto la tribuna e uno alla vostra destra. Abbiamo sentito questa comunicazione di cui forse avremmo potuto anche fare a meno, però insomma vabbè, se qualcuno ha bisogno, insomma, sia del bagno che del bar, abbiamo saputo come fare. Vabbè, può manovrare ancora il San Donà dopo questo siparietto, butta in avanti il pallone, fermato tutto, Fortunato, Torregrossa che manovra a metà campo, Torregrossa ancora, Di Lalla a sostegno, poi arriva, sale l'Albignasego, che sembra avere adesso sul finale del primo tempo, bella questa palla scagliata in mezzo, chiede scusa il numero 4 Ricco per non essersi gettato e per tentare naturalmente la deviazione, e allora può ripartire il San Donà, sospinto dal pubblico sugli spalti, fa tutta la strada, fa tutti i 40 metri, ammonito il numero 9 Cecconello. Mazzon ha fatto quasi 30-40 metri portando palla e Cecconello, prima che entrasse in area, lo ha atterrato, finendo sul taccuino dell'arbitro anche lui. Attenzione adesso a Fortunato, perché questa è un po' la sua mattonella. Direi che la musica possiamo anche risparmiarla dopo l'annuncio
la musica la possiamo risparmiare. Attenzione a Fortunato, vi dicevo, che scodella la palla lì. Vediamo Bala che probabilmente, anzi senza probabilmente, conosce le capacità balistiche di Fortunato. Vuole 3 uomini in barriera. 3 uomini in barriera, di cui il più piccolo fa il primo uomo. Non mi piace questa sistemazione di barriera. 2 uomini a disturbare ulteriormente del San Donà, però attenzione, momento importante per la formazione del San Donà di Piave. Palla su uno degli uomini più importanti della sua squadra, si è spostato, ha cercato il secondo palo, Fortunato, ha messo 2 uomini del San Donà a disturbare ed era stata una bella mossa questa, con una barriera che non mi aveva entusiasmato schierata da Bala, con un primo uomo più basso dei 3 in barriera. Di solito non si fa così, però insomma ogni portiere poi magari voleva vedere partire ugualmente il pallone. Soncin ancora di testa, la tocca bene, sta giocando molto bene Soncin in quel ruolo. Ancora Soncin, eccolo qui, non si risparmiano i giocatori, esce bene Scantamburlo, va indietro, può ripartire il San Donà e lo fa con il solito Fortunato, che gira palla, sventagliata adesso sulla fascia destra del campo, in qualche maniera riesce a tenerla in campo, Scantamburlo però non ci arriva. Di Lalla pronto al rinvio lungo, sventagliata anche per lui, però non c'è nessuno lì davanti dell'Albignasego e allora può controllare con calma la difesa del San Donà di Piave. Arriva Fortunato, palla a Medice e sventagliata ancora in avanti a tagliare il campo, nulla di fatto. De Stefani anticipato, Scantamburlo pure e Crivaro anche, nulla di fatto. Palla in fallo laterale. 43 minuti di gioco, 2 al termine dei primi 45, non ci sarà, o se ci sarà qualche recupero, attenzione, un bel colpo di tacco e allora attenzione, Crivaro, pericolosissimo, Crivaro si scivola, tiene palla, la palla indietro a Fortunato che gira sulla fascia destra del campo, un po' in difficoltà con lo stop e allora deve ripartire il San Donà. Pallaccia buttata in avanti, altissima, nulla di fatto, può ripartire? No, non ci riesce, allora ci prova Mazzon ancora, che prima si è fatto 35-40 metri di campo per portare la possibilità a Fortunato con quella punizione proprio poco fuori dall'area. Nulla di fatto però. Si va verso la conclusione del primo tempo, un primo tempo giocato a ritmo elevato da parte sicuramente del San Donà. L'Albignasego ha fatto più fatica cercando di contenere e poi andando con qualche ripartenza, erroraccio, può ripartire la formazione di San Donà di Piave, il tentato taglio, l'arbitro qui ha ragione, altra ammonizione e qui finiscono in parecchi sul taccuino e attenzione perché poi si dovrà fare i conti anche nel secondo tempo. Potrebbe anche scapparci qualche espulsione. Torregrossa finisce anche lui sul taccuino. Sarà sicuramente una delle ultime azioni queste per il San Donà di Piave. Poi squadre negli spogliatoi per rinfrancarsi e per ritrovare le idee. Fortunato ancora sul pallone, guarda la posizione dei suoi. Ecco il fischio dell'arbitro, mette dentro pallone, tutto dalla parte opposta, arriva, non combinano, c'è stata una deviazione da parte di un giocatore dell'Albignasego, quindi calcio d'angolo per il San Donà. Ancora lui, ancora e sempre Fortunato. Pronto alla battuta, alza il braccio, schema sul primo palo, il colpo di testa di Soncin che non riesce a girare del tutto, ma è un'altra bellissima occasione per quanto riguarda Soncin, sempre lì, palla che termina fuori, toccata ancora da un giocatore dell'Albignasego, assalto finale nel primo tempo da parte del San Donà di Piave, assalto finale, forcing veramente tentato e stava quasi per riuscirci la formazione di Siciliano. L'arbitro fa indietreggiare la posizione del pallone.
e allora mette dentro questo pallone, secondo palo, il tentativo non riuscito di deviazione e l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi, un tè caldo è d'obbligo per tutti, magari anche per noi. Linea alla regia.
Eccoci nuovamente collegati con il comunale di Scorzè. Sta per iniziare il secondo tempo della finale di Coppa Italia Eccellenza. Continua la musica intanto in sottofondo, sembra di essere più in una discoteca quest'oggi che allo stadio. Quindi, vabbè, vediamo se finalmente la musica potrà sparire e l'arbitro potrà finalmente dare il via libera alla competizione. Secondo tempo che tra poco inizierà e che vedremo se farà cambiare il risultato dopo un primo tempo che si è stato sicuramente di marca sandonatese, con più occasioni sparate e tentate dai giocatori di Siciliano. Solo in fase di ripartenza l'Albignasego con una occasione, se ricordo bene, per quanto riguarda la possibilità di andare a segno nel primo tempo. Secondo tempo che inizia e allora vediamo, gustiamoci anche questa seconda frazione di gioco con la possibilità, vediamo se prima dei 90 minuti cambierà il risultato oppure se serviranno i supplementari e gli eventuali calci di rigore poi per terminare e decretare la vincente della Coppa Italia Eccellenza. Veneto. Con le mani il tentativo di Pasian di mettere dentro il pallone, ci riesce, lungo, palla che rimane fuori, è preda di Fortunato che ritorna da Pasian, cerca di metterla dentro Pasian, il tocco non avviene, allora può ancora con le mani, rimessa lunga in area di rigore con il tentativo di colpo di testa riuscito da parte dell'Albignasego per andarsene, cerca di manovrare, si lotta strenuamente, giustamente il fallo fischiato su Cecconello che è stato trattenuto, abbracciato dal suo diretto avversario Di Lalla che va verso il suo capitano, il numero 5 Cecconello tutto sulla fascia destra del campo, ancora palla che ritorna a Cecconello che viene allora sulla fascia sinistra del campo con Ghiraldo la verticalizza, palla che esce, il tentativo, c'era il fallo, lo vede adesso con Abčka che porta palla, torna indietro, messa in cassaforte su Fortunato, sventagliata in avanti, il colpo di testa ancora con Di Lalla che deve girarsi adesso per rilanciare in avanti, ci riesce, Abčka di testa, il tentativo di Cecconello che finisce contro Abčka, non ha fatto apposta, però rimane dolorante Abčka, nulla di grave per il momento. E allora Fortunato, sempre e solo lui sulle palle inattive e sulle punizioni, su questi palloni che sono pericolosissimi. 2 minuti e 14, sempre 0-0 qui al comunale di Scorzè. La mette dentro molto bene, il colpo di testa sfiorato da un giocatore del Sandonà e la palla termina fuori sul fondo. 2-31, palla ancora che viene manovrata dalla formazione di casa, dalla formazione appunto del Sandonà. Fuori gioco fuori gioco di Crivaro, si alza la bandierina. Di Lalla ancora con il tentativo di andarsene da parte del giocatore numero 11 Salata, stava per commettere un erroraccio, poi in qualche maniera si salva la retroguardia dell'Albignasego. Palla in avanti ancora, colpo di testa di Crescente, manovra a metà campo con Soncin che non prende palla, ancora Salata che cerca di andarsene, riesce a trovare il suo compagno di squadra Paganini Riccardo, poi ancora Salata indietro per Di Lalla che la mette dentro molto bene, fuori, deve uscire, deve provare ad alzarsi il Sandonà che adesso sta subendo il pressing, sta subendo il forcing della formazione dell'Albignasego. Fortunato in mezzo al campo, ferma tutto con il colpo di testa, poi perde palla a De Stefani anzi è Scroccaro che subisce il fallo.
Scroccaro che subisce il fallo e lo stesso Fortunato che dice qualcosa al suo compagno di squadra, perché effettivamente doveva lasciarla andare questa palla molto più velocemente, è andato a complicarsi la vita. Fortunato ancora va sulla fascia sinistra per trovare il suo compagno libero, che prova un paio di finte ancora sulla fascia, sempre per giocarla con il Sandonà che porta avanti il pallone. De Stefani, bene, 1 saltato, 2 entra in area, non lo blocca nessuno e c'è stato questo tiro su cui non è riuscito a fiondarsi Crivaro. Azione in solitaria da parte del Sandonà, ha scardinato la retroguardia sulla fascia sinistra del campo, poi un tiro forse con la punta per cercare di colpire, per cercare di sorprendere Bala. Ancora il colpo di testa di Lalla, la mette in avanti per trovare Salata che si infila molto bene Pasian in scivolata, mette in angolo e allora può l'Albignasego, che sembra rinfrancato dal rientro dagli spogliatoi, ha lasciato sfogare nel primo tempo la formazione del Sandonà, adesso sembra aver preso un po' le misure e quindi un pochino più partecipe del gioco. Vediamo questo calcio d'angolo. Vediamo questo calcio d'angolo, battuto il colpo di testa di Fortunato che la mette fuori con la mano, fuori gioco. Si alza la bandierina dalla parte opposta della tribuna. Fortunato, sempre lui che comanda il gioco. Fortunato a comandare il gioco, a tentare l'impostazione, va su Pasian. Coppia crescente Abčka, lancio lungo, Scantamburlo però la lascia passare. Di Lalla, ancora lui, buono l'anticipo di Pasian, non c'è nulla, non c'è nulla infatti, e allora Pasian ancora sul fondo. Palla che termina fuori. È una buona sgroppata questa di Pasian sulla fascia destra del campo. Ha cercato di mettere dentro un traversone, non c'è riuscito. Buona però l'azione del Sandonà, questa volta di ripartenza il Sandonà, che adesso sta aspettando il momento giusto per ritornare nella metà campo dell'Albignasego. Buono il colpo di testa di Abčka. Soncin ferma il gioco, lo ferma dalla parte opposta ancora Mazzon. Vediamo se fa come il primo tempo, se sceglie di andarsi a mettere da solo. Sì, ma questa volta la perde e allora c'è l'Albignasego che può ripartire con una rimessa in gioco con le mani. Attende il pallone Corrado. Nessun cambio intanto è avvenuto tra il primo e il secondo tempo, quindi gli allenatori stanno ancora studiando naturalmente le possibili mosse. Vedremo chi andrà sullo scacchiere a cambiare qualche cosa per primo. Chiaramente l'arbitro dice: ho fischiato, ho dato la punizione, devo fischiare, quindi non muovetevi. Si torna lì. Adesso arriva il puntuale, il fischio di Kumbulla. Mette dentro questo pallone, vediamo, groviglio di uomini in area. Pallone che arriva sul secondo palo. Soncin la lascia passare. Non gli lascia spazio Soncin. E Ceconello va al tiro ugualmente, palla che va in calcio d'angolo. Entrambe le panchine hanno mandato 4 uomini al riscaldamento da una parte e dall'altra, quindi probabilmente tra poco ci saranno i primi cambi, anche se bisogna fare i conti poi con, attenzione, bisogna fare i conti, dicevo, con i tempi supplementari eventualmente. Tutto indietro per Bala, il rinvio lungo del portiere dell'Albignasego.
Crescente di testa, poi manovra, l'arbitro è lì vicino, dice che non è successo niente, può andare ancora al pressing, può andare ancora a spingere l'Albignasego, che da quando è rientrato dagli spogliatoi nel secondo tempo ha cambiato sicuramente il suo modo di giocare. Non ha lasciato più le redini del gioco al Sandonà, che mi sembra un po' aver mollato nel secondo tempo. E adesso vediamo, c'è Crivaro qui da solo che sta chiamando il pallone a Battaiotto, che invece decide di ripartire dal basso e allora prova a ripartire sulla fascia sinistra del campo. Crescente, Abčka ancora si manovra per linee orizzontali, poi la sventagliata in avanti, attenzione con il tentativo in due tempi di Giraldo di mettere fuori il pallone. Il fallo c'è e allora può andare alla punizione, e naturalmente il pallone sarà sempre di lui, ovvero Fortunato, che scodellerà in area un pallone per le sue punte. Crivaro, Scantamburlo, entra Soncin, arriva Crescente, arriva anche Abčka. Le torri sono lì davanti, De Stefani. Groviglio di uomini anche in questo caso, anche nell'area di rigore della formazione dell'Albignasego, con il portiere che vuol vedere partire la palla di Fortunato, pallone di Lalla, colpo di testa, il tentativo di andare al tiro, è stato bravo il numero 10 Torregrossa, che non ha permesso il tiro a Scroccaro, quindi nulla di fatto. Prova a ripartire volevano ripartire dal basso, poi c'è stato il numero 11 Salata che ha invitato a piena voce a ripartire, provando a lanciare in avanti. Attenzione a De Stefani, viene bloccato dal capitano Cecconello che fa ripartire i suoi. Ancora una bella prova per quanto riguarda Cecconello in questa gara e in questa partita. Ancora il numero 8 Giraldo che sventaglia qui sulla fascia sinistra del campo, la mette a terra molto bene Salata, che punta l'uomo 1 contro 1 a Soncin davanti, ma poi trova in seconda battuta Pasian che gli mette palla in fallo laterale, quindi Di Lalla con le mani per riportare avanti i suoi. Ancora Di Lalla, non trova però compagni liberi, si fa vedere, eccolo qui, si fa vedere adesso, due uomini, una botta terrificante ragazzi qui al comunale di Scorzè. Può giocarla con le mani adesso Pasian, può giocarla con le mani, rimessa lunga, ancora il tentativo in avanti per sporcare questa palla, niente di fatto. Crivaro, che è uno che non molla, si è gettato alla caccia di questo pallone, però il corpo messo bene di Giraldo, posizione ottima per controllare, ha permesso naturalmente di conquistare palla l'Albignasego. De Bala pronto al rinvio lungo oltre la metà campo, Fortunato di testa blocca tutto, De Stefani cerca di andarsene e ci riesce, però viene anticipato da Cecconello che mette il pallone in avanti. Vediamo se è stata una sfuriata iniziale quella dell'Albignasego nel secondo tempo. Adesso sembra che il Sandonà sia ritornato in possesso di pallone e in possesso del gioco che per tutto il primo tempo ha condotto sicuramente, con un paio di occasioni più pericolose portate dalle parti di Bala. Palla persa ancora da parte del Sandonà, corre Soncin ma non riesce a prendersi questo pallone, va per le terre un uomo dell'Albignasego e il signor Kumbulla dice che c'è il fallo.
Paganin è pronto a far ripartire i suoi, lo fa partendo da Tergo, partendo da dietro, ancora Di Lalla per il numero 7 Masiero. Masiero con le mani, Cecconello, Paganin, riparte il San Donà con De Stefani che se ne va a due uomini. De Stefani tutto sulla fascia sinistra del campo, entra dentro De Stefani, mette dentro questa palla, viene colpito di testa, il tentativo di mezza rovesciata, anzi quasi una rovesciata, non va per terra ma mette dentro la palla, poi può controllare ancora il San Donà. È un buon momento adesso, San Donà in avanti con Pasian che spinge, Soncin che blocca il pallone, ritorna da Pasian che andrà ancora sulla coppia centrale. Può giocarla, può alzare, guarda la posizione dei suoi, Soncin e Pasian si ostacolano un pochino, c'era Di Lalla in mezzo, Fortunato in mezzo al campo a bloccare tutto. Fortunato si gira, guarda la posizione dei suoi, verticalizza molto bene, Crivaro non puoi dare spazio così a questo giocatore, poi si complica lui la vita perché è andato ad effettuare questo dribbling che probabilmente non serviva, è andato a ridare spazio, ridare vita al difensore che è ritornato, due uomini su Fortunato, fallo commesso e punizione ancora. L'Albignasego rischia con il fuoco su queste punizioni, su questo uomo, perché può inventare qualcosa, quindi attenzione. Anche in questo caso Bala vuol vedere partire il pallone, perché non schiera soltanto un uomo e quindi lo vuol vedere partire. Uno, infatti ha fatto segno. Fortunato la metterà sul secondo palo, è bella questa punizione, palla che non arriva a compimento, palla che torna fuori, c'è Scroccaro che va al tiro, un po' di confusione, la riprende Scroccaro ancora, può metterla dentro adesso, uomo a terra dell'Albignasego, però si rialza, palla sbagliata, il tentativo, arriva la deviazione, il tentativo di andare a colpo sicuro, palla che invece non capisco se abbia sbagliato lui oppure ci sia stato il terreno che ha... No, probabilmente è stato lo sbaglio di Scantamburlo, il tiro di prima intenzione, palla che si è alzata ed è il pallone che termina sopra la traversa. Nulla di fatto per il San Donà che ha tentato ancora una volta di portarsi in vantaggio in questa gara. Dopo una sfuriata iniziale nel secondo tempo dell'Albignasego, adesso sembra, vi dicevo, che il San Donà possa ritornare in possesso del gioco. Palla indietro ancora, l'Albignasego manovra, vuole partire dal basso con Bala. Pronto al rinvio, però sui piedi di un giocatore avversario. 1-2, cercato ma non trovato, De Stefani e Scroccaro. Palla riconquistata dall'Albignasego. (18 minuti). 18 minuti di gioco del secondo tempo. Di Lalla con le mani. Abčka. Sono perfettamente d'accordo con l'arbitro. Sono perfettamente d'accordo con l'arbitro, trattenuto vistosamente, lo ha messo a terra, attenzione, è buono. Effettivamente sta soffrendo un po' di più il San Donà. È un Albignasego che dopo un primo tempo in cui non mi ha particolarmente impressionato, sta uscendo adesso in questa seconda frazione di gioco. Di Lalla se ne va sul fondo, mette dentro un bellissimo pallone.
palla che viene riconquistata ancora dall'Albignasego, che spedisce tutto in avanti. Di Lalla non era in fuorigioco, quindi può giocarsela. Attenzione, se si gira sono guai. Palla che termina poi al giocatore anche in questo caso vorrei rivedere le immagini, però insomma diamo per scontato che l'arbitro era vicinissimo, quindi chi meglio di lui può vedere. E adesso i sostenitori dell'Albignasego si fanno sentire. C'è una punizione pericolosa da quella posizione, scusate il gioco di parole. Battagliotto vuole 4-5 uomini in barriera. 4 uomini in barriera per Battagliotto, che si posiziona con il tiro di Paganin. Riccardo Paganin potrebbe essere lui che andrà al tiro. No, mamma mia, adesso non capisco se il pallone sia uscito perché lui ha sbagliato il tiro scivolando oppure se poteva essere buona ugualmente questa azione per la formazione dell'Albignasego. C'è il primo cambio, è Siciliano a cominciare la girandola dei cambi. Allora esce Scantamburlo, mi pare, no. Esce il 9 Scantamburlo ed entra, allora fuori Scantamburlo. Vediamo che cosa cambia nella fisionomia del gioco di Siciliano. Dovrebbe essere Destito, mi pare, entrato in campo. Vediamo se è lui, se è il numero 17, vediamo. Sì, è il numero 17, è Marco Destito, che vi dicevo dall'inizio, uno dei giocatori che in questo momento è uno dei più in forma della formazione del San Donà di Piave. Ha avuto un bel impatto subito con il primo pallone e qui giustamente c'è il fallo da Tergo da parte di Crivaro, che spinge il suo uomo. Vi dicevo di Destito che si è allenato male durante la settimana, ha avuto qualche problemino fisico e quindi non è stato fatto partire come titolare. È però un giocatore che può entrare in partita e può determinare, può inventarsi anche lui qualche assist e qualche soluzione particolare. Quindi vedremo se la mossa di Siciliano è stata azzeccata e sarà azzeccata per questo secondo tempo che si sta giocando qui al Comunale di Scorzè. Di Lalla con il pallone lungo, con Abčka che si era arrampicato sulle spalle del suo diretto avversario. L'arbitro ha lasciato andare, rimessa in gioco, e quindi poi Di Lalla ancora invita i suoi a provarci. Di Lalla come assatanati quelli del San Donà in marcatura doppia, tripla anche sull'uomo. Adesso ha tentato di andare al tiro, si è scontrato, rimane a terra un giocatore del San Donà di Piave. Rimane a terra un giocatore del San Donà, quindi l'arbitro concede, mi pare, ai sanitari di entrare se ci sarà il bisogno, ma mi pare di no. Il numero 6 è Abčka che rimane a terra, che sta controllando, dice cosa è successo, ma sembra che l'arbitro non dia l'ok, non serve l'entrata dei sanitari, quindi si può giocare, si può continuare a giocare. Palla scodellata su Fortunato che prende il pallone, guarda la posizione dei suoi, vorrebbe il taglio, non ci riesce, allora ci riesce adesso. Due uomini che se ne stavano andando, provvidenziale il colpo di testa da parte del difensore Ghiraldo dell'Albignasego. Partita aperta sicuramente, ancora Soncin che viene in avanti, Soncin che tiene palla, lo gira per De Stefani per Destito, con palla che viene messa su Crivaro, fuori gioco. E allora c'è Pasian ancora
in scivolata che mette fuori il pallone in fallo laterale, palla che rimane sulle mani, tra le mani di Dilalla che va a servire i suoi, ancora lui che mette dentro un interessantissimo pallone, poi c'è il rinvio fuori dall'area, ancora con il numero 8 Paganin che cerca di manovrare, vuol far venire avanti un po' la squadra, si chiama Dilalla in mezzo al campo, poi il pallone che passa, il tiro e c'è la parata, salva il risultato di Battaiotto. È una gran parata questa di Battaiotto sul tiro pericolosissimo della formazione dell'Albignasego. È stata una grandissima, grossissima occasione dell'Albignasego, mi pare vediamo se riesco ad individuare il giocatore che è andato al tiro, mi pare il 9, mi pare Cecconello. Allora dalla parte opposta si va alla battuta, ancora un tentativo di colpo di testa non riuscito. È decisamente meglio questo Albignasego nel secondo tempo sicuramente di quello che abbiamo visto nel primo. Ancora palla fuori con il tentativo molto bene di Soncin che lotta come un leone, un Soncin che è rinato in questi mesi dopo aver avuto qualche problemino fisico, sembra essere veramente rinato. E allora Dilalla che va sul fondo, mette dentro un altro pericolosissimo pallone, bisogna fare attenzione a Dilalla per quanto riguarda la formazione del San Donà che prova a ripartire. De Stefani, palla con il numero 7 a manovrare, Masiero ancora, Masiero per Cecchinello, anzi per Paganin che tiene palla, Dilalla, prova Salata, tutto chiuso lì davanti, palla persa dall'Albignasego, attenzione Crivaro va a terra e c'è l'ammonizione per il numero 2 Corrado, mi pare, sì, ammonito Corrado, non era nel taccuino dell'arbitro. Allora c'è un altro cambio, entra il numero 15 e è uscito 8? Allora è uscito il numero 8 Scroccaro ed è entrato il numero 15 Teso. Andrea Teso è un giovane, 2007. Sulla palla, inutile dirvelo, Fortunato, pronto a scaricare in mezzo all'area un traversone. Vediamo se ne approfitterà anche Abčka. I due sono a stretto contatto. Vediamo se tocca Abčka per Fortunato che va tutto sulla fascia sinistra del campo. Pallone che stava per uscire, poi il colpo di testa lo rimette in gioco ancora, palla che rimane lì sempre sulla bandierina, il tentativo di metterla dentro riesce molto bene e allora tutto indietro ancora con la palla che questa volta viene provata a metterla in mezzo da parte di un giocatore. Adesso può rientrare il giocatore dell'Albignasego, era Corrado che era stato soccorso in precedenza, quindi può rientrare. Ancora palla che viene bloccata dall'Albignasego con il pallone giocato con le mani, cerca di andarsene sul fondo, non trova lo spazio per mettere dentro il traversone, si arrabbiano un po' tutti quelli del San Donà, ma la palla viene toccata da proprio uno del San Donà e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco dal fondo con il portiere Bala. Cambio anche tra le fila della formazione dell'Albignasego e allora vediamo 4 il 15, quindi esce il numero 4 Ricco, entra il numero 15 Topao, Mattia Topao, è un 97, quindi uno delle pedine più esperte, diciamo, insomma, della formazione di Paganin.
tutti all'altezza più o meno della metà campo, quasi tutti i 22 sono nel cerchio della metà campo. Soncin la lascia andare, bravissimo. Pasian indietro per Abčka, alza la testa, c'è Fortunato che sventaglia in avanti, Soncin di testa, fallo, il fallo di Destito, anzi era Pasian. Riparte ancora dal basso la formazione dell'Albignasico con Di Lalla, rischia qualcosina. Però a differenza del primo tempo Sandonà è un pochino più prudente, non va a pressare altissimo in questa seconda frazione di gioco, tranne le punte che stanno pressando lì a metà campo. Adesso c'è il fallo di Soncin, chiama palla molto bene Battaiotto, si fa vedere e prende il pallone, lo fa girare su Fortunato immediatamente. Fascia sinistra del campo ancora, 1 contro 1, prova, avanti tutti ancora, c'è il tentativo di andarsene con una buona finta, non riuscita, palla controllata poi dall'Albignasico. In piedi i due allenatori, vi dicevo, come nel primo tempo, entrambi ad indicare soluzioni, a tentare di smuovere la squadra. Di Lalla che spinge. Può girarsi molto bene, e l'aveva anche fatto Masiero, poi anticipato nettamente del suo avversario, del suo marcatore. Cecchinello, palla persa, può ripartire la formazione del Sandonà di Piave, macina chilometri ancora De Stefani che cercava il taglio dalla parte opposta, non riuscito. E allora Fortunato cerca di mettere ordine, ferma, rallenta il gioco, ci vuole pensare un attimo. Eccolo, Fortunato ancora, tutto dalla parte di Abčka. Crescente. Prova a proporsi Pasian qui sulla fascia. Butta in mezzo invece, palla che viene conquistata dall'Albignasico che riparte sulla fascia, attenzione, il tentativo in uscita di Battaiotto. A me sono venuti i brividi vedendo questa uscita di Battaiotto, perché Battaiotto ha costretto l'attaccante della formazione dell'Albignasico ad andare al tiro in velocità, tiro che è sorvolato alto sopra la traversa abbondantemente. Attenzione, perché Crivaro è uno che non se la fa e non si era accorto, l'ultimo uomo dell'Albignasico non si era accorto di avere alle spalle Crivaro, che adesso si dispera perché in effetti avrebbe potuto far male con questo pallone trovato così su un errore dell'ultimo uomo, e non si era accorto di avere alle spalle un attaccante come Crivaro, a cui non devi dare metri di vantaggio. 32-40 qui al Comunale di Scorzè, 8 minuti al 40esimo, più altri 5 a casa mia fanno 13, e quindi siamo sui 13 minuti, poi cambi, e allora cambio, esce il numero 2 ed entra il numero 14, quindi cambia Mazzon con Di Sopra. Cambia poco in questo caso, perché mi pare che sia il ruolo sia quello, e in effetti va a prendere la stessa posizione, quindi Di Sopra al posto di Mazzon. Cambia nulla per questo cambio per Siciliano, che ha provato a scuotere insieme, vediamo insieme Bisiol, il direttore sportivo, e Siciliano, che stanno parlando. È un secondo tempo che è stato sicuramente a favore dell'Albignasico, mentre il primo tempo sicuramente, insomma, qualcosa in più aveva fatto il Sandonà. Di Lalla
anche qui un rischio accompagnato dalle urla e dagli strepiti del pubblico di Albignasego in tribuna. Soncin saltato, può ripartire, può con calma Di Lalla, lancio lungo, Battaiotto la chiama e la fa suo. Fortunato viene a prendersela e allora ancora un'altra sventagliata in avanti, nulla di fatto perché non riescono quelli del San Donà a riprendersi la palla, ci riesce solo Soncin che poi lancia lungo per Crivaro, attenzione ad andare in area perché è pericolosissimo Crivaro, quindi attenzione con Di Lalla in marcatura. Sì, si gira Crivaro, prova a metterla dentro, guadagna quello che poteva guadagnare, ovvero un preziosissimo calcio d'angolo. E alla battuta, secondo voi chi ci va? Beh, Fortunato, sempre lui, le palle inattive, i calcio d'angoli, le punizioni, insomma i piedi ci sono, quindi per il capitano del San Donà che prova ancora a chiamare lo schema. Primo palo, il colpo di testa, palla che non sembra voler entrare perché questa volta veramente c'è mancata poco, ancora si ripropone e c'è il fuorigioco. Bandierina alta, è uscita fuori la palla, è uscita fuori, è vero, perché tutti si erano arrabbiati, cioè, come fuori gioco, no? Giustamente palla che aveva oltrepassato la linea, quindi era andata fuori, quindi problemi zero. Fermati, si ferma Bala che vuole ripartire, nessuno più vuole ripartire almeno dal basso e allora ci prova, rinvio lunghissimo di Bala oltre nella montecampo abbondantemente. Fortunato che sventaglia in avanti, il colpo di testa adesso si sta giocando un pochino meno rispetto alla prima frazione e all'inizio del secondo tempo, tante palle buttate in avanti per vedere quello che può capitare, quello che può succedere, perché in questo momento si sta avviando verso la fine della partita e c'è la possibilità di andare ai supplementari. Per linee orizzontali l'Albignasego adesso verticalizza con il colpo di testa di Abčka che travolge tutti, l'arbitro però giudica che c'era prima il colpo di testa e quindi nessun problema. In avanti ancora la formazione del San Donà con Destito che prova a prendersi la palla, ci riesce con le mani. Fortunato ha ancora immediato il verticalizzare, però questa volta non si accorge De Stefani del pallone che poteva essere pericoloso, nulla di fatto. Bala è tutto fermo, attende, rallenta. 37 minuti di gioco. Fortunato che spezza ancora la linea, in avanti, buttata via. Palla in fallo laterale, si arrabbiano dalla panchina, o meglio danno qualche indicazione dalla panchina del San Donà ai giocatori in campo. Pare che abbiano chiesto a Destito di stare un pochino più alto e appoggiare Crivaro. Eccolo Destito, cerca il colpo di testa, riesce a tenerla là la palla, però non la prende adesso in seconda battuta sull'errore di Lalla, entra in area, poi non trova nessuno e va a guadagnarsi un calcio d'angolo. Bravo perché ha avuto la testa di guardare prima e di vedere che non aveva nessuno a cui cedere il pallone, quindi ha guadagnato una delle cose migliori, cioè un calcio d'angolo che adesso il solito Fortunato proverà a scodellare nuovamente nel mezzo. Tutto l'Albignasego in mezzo all'area, primo palo, palla che non arriva, non buono questo calcio d'angolo e allora pericolo scampato per l'Albignasego che era tutto nell'area di rigore a preservare naturalmente la porta. Bala che ci prova, rinvio lunghissimo ancora sicuramente per lui. Eccolo,
oltre la metà campo, colpo di testa, ferma tutto, butta in avanti, in avanti teso e poi cede per Destito, palla adesso comincia ad affiorare anche un po' di stanchezza tra i 22 in campo, ci sono già state delle sostituzioni però insomma, un po' di stanchezza si fa sentire, anche perché il ritmo nel primo tempo è stato piuttosto alto. Secondo tempo i primi 10 minuti, 15 minuti sono stati altrettanto veloci da parte dell'Albignasego, adesso si sta tirando un po' il fiato con qualche palla gettata lì in avanti per vedere un po' quello che succede. A mettere ordine è Fortunato e poi lungo in avanti a verticalizzare, ma scappano tutti, attenzione. Bala la fa sua sulla corsa e sull'arrivo di Crivaro. Crivaro, come vi dicevo in apertura di telecronaca, insomma, è ritornato a San Donà di Piave dopo la parentesi in quel di Borgoricco, prova a manovrare, bella questa azione con il tentativo di prendersi palla, di portare un po' l'attacco del San Donà oltre la metà campo, non ci riesce, palla che termina fuori in fallo laterale e allora può rigiocarla con le mani l'Albignasego. È bello il girocampo con Bilalla che non trova più il pallone, poi in seconda battuta se ne va ancora ma blocca tutto. Crivaro ha fatto bene a non dargliela perché probabilmente era in fuorigioco. Bravo Crivaro ancora, tiene palla Crivaro, 1 contro 2, poi la mette dentro un po' sbiascicata, però è bravo Soncin che arriva, la tiene lì con il colpo di testa, poi in palleggio, nulla di fatto, Dilalla preferisce allontanare, attenzione, con il tentativo di colpo di testa, arriva Fortunato che ci mette il piede, rimane a terra il numero 9 dell'Albignasego, Cecconello, un pestone per lui, può ripartire in avanti, bravo Soncin. Bravo Soncin. Giocatore, vi ricordo, Alex Soncin, classe 1995. Giocatore che, come vi dicevo in precedenza, ha avuto un periodaccio con un po' di infortuni nella prima parte del campionato, poi si è ripreso e sta giocando veramente bene. Ferma tutto l'arbitro, c'è la rimessa in gioco per l'Albignasego. Sul fondo vediamo appunto le due panchine che hanno mandato i giocatori a riscaldarsi. Palla che termina fuori. Rimessa in gioco sempre dell'Albignasego. Entra in area, viene fermato da Pasian, poi la ripartenza del San Donà che adesso agisce in contropiede o quantomeno nelle ripartenze. Anzi era De Stefani che non riesce a far viaggiare Crivaro. Con le mani Pasian. Pasian con le mani mette dentro, palla che viene allontanata dalla difesa dell'Albignasego, scaraventata in avanti da Crescente, palla che però si perde e quindi può rilanciare lungo, colpo di testa ancora di Crescente, se ne va molto bene, se ne va teso molto bene e allora adesso Destito con questa palla, Destito la tiene, vede l'arrivo di Fortunato
attenzione Fortunato, Destito, il pallone, una ghiottissima occasione per Destito sull'appoggio splendido di Fortunato. Un taglio all'interno del campo, Destito ha fatto di tutto, ha provato a metterla a terra, non c'è riuscito, è andato a sparare al volo, palla che ha passato la traversa, ha volato sopra la traversa, peccato che era una ghiottissima occasione ancora una volta per il San Donà di Piave, che si fa vedere forse la prima volta nella seconda frazione di gioco così che ha visto l'Albignasego primeggiare per il momento. Vediamo quello che succederà chiaramente e andiamo a controllare anche il tempo. 44 minuti di gioco, ci sono 4 cambi più o meno, quindi ci saranno dai 3 ai 4 minuti da recuperare sicuramente, quindi si andrà a giocare fino al 49esimo. Vediamo, viene in avanti ancora il tiro, vediamo quanti minuti sono concessi, vediamo 3 minuti, 3 minuti, quindi avevo sbagliato di poco, insomma dai 3 ai 4 minuti ci siamo. Prima dei tempi supplementari, altri 3 minuti da giocare. Vediamo gli ultimi assalti delle due squadre. Ci prova il San Donà ancora con Soncin che mette giù il pallone, lo dà teso per Fortunato. Soncin si gioca molto bene, Pasian deve metterla, Pasian non vede però nessuno muoversi, allora torna indietro da Fortunato che va a pescare Destito, no, è Crivaro, poi si ferma, nulla di fatto, ancora un bloccato lì, teso con Di Lalla, la stanchezza si fa sentire tutta, palla svirgolata male, nulla di fatto. Pasian ancora, la mette dentro, va a prendersela Soncin. Pasian gira bene in area, attenzione, Fortunato vuole il tocco di mano ma non c'è niente, Fortunato, un bel tiro su cui Bala si accartoccia e dice di no a Fortunato. 46esimo, quindi 2 minuti più o meno al termine delle ostilità di questi tempi normali, regolari, e poi ci saranno i 2 tempi supplementari. Permanendo la parità serviranno i rigori. Palla che viene mandata e rispedita in avanti ancora, fuori gioco. Blocca il tentativo di ripartenza per questo fuorigioco. Albignasego che prova a scaraventarsi tutto nella metacampo del San Donà di Piave. L'arbitro che sta parlando con Fortunato, che gli stava chiedendo qualcosa, probabilmente quanto mancava. Palla che va dalle parti del capitano dell'Albignasego e l'arbitro dice che può bastare così. Terminano i 47 minuti, 48 giocati nel secondo tempo, e allora adesso serviranno i 2 tempi supplementari ed eventualmente i rigori per decidere chi vince questa Coppa Italia. Io qui vicino a me ho il presidente Ruzza qui davanti a me, quindi non posso non farti la domanda. Insomma, tutto regolare, tutto bene, mi pare, no Giuseppe? Fino adesso sì, spero che termini così, insomma 2 squadre che si sono affrontate con correttezza,
una partita maschia ben condotta dall'arbitro, quindi fino adesso tutto bene, dai. La sede, questa scelta di Scorzè mi pare che abbia ancora favorito, insomma, l'arrivo di un numerosissimo pubblico. Sì, l'abbiamo fatta proprio in mezzo fra le due società finaliste, pochi chilometri, e quindi il risultato si è visto, dai. Quindi mi hanno detto anche che abbiamo fatto un bel incasso al botteghino e questo non fa male né per noi né per le due società Ma finaliste. sicuramente, aspettiamo la fine allora. Tu cosa dici? Si andrà ai rigori? Non lo so, non farmi dire niente perché magari dopo sicuramente sbaglio. Va bene. Dai, Va bene. lasciami questo. Benissimo, ringrazio Giuseppe Rutta qui con noi proprio davanti al sottoscritto che abbiamo commentato velocemente appunto l'esito di questa gara. Non si è voluto sbilanciare il presidente sulla vittoria finale. Serviranno o non serviranno i rigori? Bah, vedremo, insomma. Adesso le squadre si stanno dissetando e stanno prendendo fiato chiaramente, e quindi serviranno due tempi da 15 minuti. I supplementari sono sempre un terno al lotto, come lo sono i rigori, però i supplementari, insomma, sono un allungamento forse non necessario. Bisognerebbe, insomma, provare a cambiare anche questa cosa, cioè cercare di arrivare subito a chiudere una gara, perché non lo so, magari succede di tutti in questi supplementari, però potrebbe anche succedere che ci sia un prolungamento di una stanchezza di partita che, insomma, stava arrivando. Si vedeva che i 22 in campo con i 26 in questo caso, perché 4 sono state le sostituzioni, 4 o 5, insomma, la stanchezza si è fatta sentire, si farà sentire ancora di più adesso in questi due tempi supplementari. Stanno parlando gli arbitri, la terna arbitrale con i due capitani, vediamo cosa si discute e come si rimetteranno in campo le due squadre, e quindi poi avremo la possibilità di rivedere in campo le due formazioni. Un prolungamento appunto di questa gara con questa soluzione che per quanto ci riguarda chiediamo ancora una volta, insomma, scusa per la nostra sistemazione. Siamo per il commento in mezzo al pubblico, mentre per quanto riguarda la ripresa, insomma, con qualche difficoltà per il nostro cameraman, che più che altro, insomma, qualche botta l'avrà anche presa sulla schiena per i vari passaggi, per le varie persone, appunto, che è tutto pronto per ricominciare con i giocatori in campo. È tutto pronto, vi dicevo, per ricominciare. Mettiamo e vediamo di far partire il cronometro ulteriormente. Primi 15 minuti del primo tempo supplementare. Tra Albignasego è entrato il numero 17, intanto per quanto riguarda l'Albignasego è entrato Riccardo Pedron, un classe 2005. È una lista un pochino più corta quella del San Donà di Piave, perché ha 17 in lista, avendo Granzotto infortunato, avendo un altro paio di giocatori infortunati, quindi mi pare che Siciliano non abbia voluto pescare dalla Juniores, e quindi 17 in lista bastano e basteranno sicuramente per arrivare alla fine di questa gara. Allora tutto è pronto, mi pare che la terna arbitrale fischietto in bocca per il signor Kumbulla, e siamo pronti per dare il via al primo tempo supplementare. Arriva il fischio puntuale e allora seguiamo anche questi 15 minuti di supplementari. Vi ripeto, supplementari che sono un po' da sempre, insomma, un prolungamento di quella stanchezza che comincia ad affiorare dopo 90 minuti di gioco tirati come quelli che abbiamo visto e seguito, e ci auguriamo, insomma, che possano
dare qualcosa e non soltanto un lento andare verso la fine della gara. Vedremo se si arriverà ai rigori oppure se qualcosa succederà in questi 2 tempi supplementari. Possiamo dire che ai punti per il momento siamo alla pari. Primo tempo per il San Donà, secondo tempo leggermente a favore dell'Albignasego, quindi diciamo diamo la parità per il momento giusta e adesso vediamo quello che succede. Cerca di mettere dentro il pallone, non ci riesce, palla che termina fuori, allora può ripartire ancora. Intanto, come potete ben vedere, come potete immaginare, si è accesa già l'illuminazione dello stadio di Scorzè, che per quanto riguarda il fondo mi pare che avevo qualche timore in precedenza, ha resistito anche abbastanza bene, insomma. Diciamo che si è giocato al meglio. Viene in avanti il San Donà che mette dentro questo pallone, guadagna un calcio d'angolo preziosissimo e manco a farlo apposta, ancora Fortunato sul pallone per cercare di trovare il colpo di testa, la deviazione, qualcosa da inventare in questo primo supplementare. Palla bassa sul primo palo, va a rotolo a terra un giocatore dell'Albignasego e l'arbitro ferma il gioco, si riprenderà con una punizione a favore dei Granata. Non c'è bisogno dell'entrata in campo dei sanitari, quindi si riprende immediatamente a giocare. 2 minuti e 15 del primo tempo supplementare. Bala è pronto al rinvio, un rinvio lunghissimo per questo portiere, con estrema facilità. Poi Bala è un classe 98. Guadagna un fallo all'altezza della metà campo la compagine dell'Albignasego. La manovra ancora, viene in avanti con Di Lalla. Sì, 1-2, chiude molto bene, guadagna un calcio d'angolo anche per l'Albignasego. Anche per l'Albignasego c'è il calcio d'angolo battuto in velocità, mette dentro il pallone, buono. C'era un fallo forse, l'arbitro lascia correre, può ancora giocarla con il nuovo entrato, il numero 17, che guadagna un preziosissimo calcio d'angolo, Riccardo Pedron. Albignasego sostenuto dai tifosi che sentite in sottofondo, che chiamano la squadra, incitano la squadra. C'è ancora il numero 17 Pedron alla battuta dal calcio d'angolo, attenzione, groviglio di uomini in area, palla molto bella, va il colpo di testa, poi la palla esce dalla parte opposta perché il colpo di testa di Ceconello mi pare non è riuscito, quindi nulla di fatto per il momento. Ancora si viaggia sullo 0-0, partita che non vuole sbloccarsi e quindi vedremo in che modo si sbloccherà poi nel corso di questi 2 tempi supplementari, occorrendo, in caso di parità ancora, occorrendo i calci di rigore, ulteriore lotteria. Vedete come la stanchezza abbia fatto sbagliare questo tentativo di stop. Può andare a prendersi la palla, non esce, quindi bene così. Ancora in aiuto, in aggressione dell'Albignasego. Mamma mia, un erroraccio che stava per complicare la vita al San Donà di Piave, e adesso c'è il fallo. Adesso c'è il fallo del numero 14 che finisce sul taccuino dell'arbitro, il signor Kumbulla. Può prendersi il fallo il San Donà di Piave, atterrato Destito che si allontana con Fortunato, sempre lui pronto alla battuta lunga per andare a trovare la punta. No, invece sceglie di giocarla e scambiarla con Crescente. Adesso il taglio, il colpo di testa per buttare dentro la palla C'è il calcio di rigore?
Allora è rimasto a terra il giocatore e c'è l'arbitro ha segnato il dischetto, quindi si andrà al calcio di rigore, mentre l'uomo a terra colpito da crampi, mi pare, sta chiamando i sanitari, è il numero 10 De Stefani, però si rialza. Il momento è di quelli importantissimi adesso, momento importantissimo, decisivo della gara, con Bala che ha parlato fino all'ultimo con il signor Kumbulla. Sul dischetto del calcio di rigore c'è Fortunato, ha la possibilità di cambiare l'esito della partita. Fortunato, primo tempo supplementare, siamo al minuto 6 del primo tempo supplementare. Fortunato contro Bala, parte Fortunato, il tiro è alto, di Fortunato. Poche volte ho visto Fortunato sbagliare tiri di rigore in questa maniera. Palla che sorvola la traversa. Adesso vediamo come reagisce il Sandonà a questo sbaglio e come reagisce uno dei suoi uomini più importanti, ovvero Fortunato, allo sbaglio che ha fatto dal dischetto. Un rigore che potrebbe segnare, naturalmente, che poteva segnare la partita, e vediamo come lo stesso Fortunato sia stato colpito. Allora Fortunato, Soncin dalla parte opposta, ancora in avanti, Fortunato viene in questo caso atterrato, nulla di fatto, ripartenza per l'Albignasego, il tentativo di andare al tiro viene fermato da una scivolata pazzesca di un difensore del Sandonà, che salva veramente la possibilità di andare al tiro. Un ribaltone dal rigore appena sbagliato al tentativo di ripartenza, 30-40 metri fatti da questo giocatore dell'Albignasego che stava per andare a colpire, non c'è riuscito, in scivolata la difesa del Sandonà mette in calcio d'angolo, e allora Albignasego al calcio d'angolo, tutti dentro. Sul primo palo il colpo di testa sempre di Fortunato che allontana. Non vorrei essere nella testa di Fortunato, quale cose gli stanno girando e passando dopo aver sbagliato il calcio di rigore, ma lui è lì, sempre deciso a trascinare i suoi. Ancora un calcio d'angolo per l'Albignasego, che si è fatto pericoloso fin dalle prime battute della partita con le sue ripartenze. Ne ha fatte poche nel primo tempo, un pochino di più nel secondo, e in questo primo tempo supplementare stava per veramente piazzare la botta. Palla che viene rimbalzata lì a terra, un uomo del Sandonà, si ferma il gioco, arbitro che va a redarguire verbalmente il giocatore dell'Albignasego. Era il capitano che rientra precipitosamente nella sua posizione. Fortunato che fa viaggiare ancora Crescente, palla che termina fuori. È un buon momento dell'Albignasego questo, dopo che il Sandonà ha sbagliato il calcio di rigore e l'Albignasego ha fallito una occasione di ripartenza. Adesso Crivaro la mette a terra, cerca di metterla a terra, non riesce, subisce il fallo, ma l'arbitro dice che si può giocare giustamente. In avanti ancora, bloccato. È lotta pura, è lotta con Crivaro che lotta in mezzo a due uomini, subisce il fallo, può ripartire con una battuta, predica calma e tranquillità. Ancora Fortunato in mezzo al campo. Svarione in precedenza, adesso
si gira il pallone ancora con questa possibilità, lo taglia tutto il campo Destito, prova a metterla dalla parte di Crivaro, che poi esce e commette fallo. Adesso stiamo vedendo poco calcio. 10 minuti. 10 minuti. Colpo di testa ancora a salvare tutto di Abčka. Palla riconquistata dall'Albignasego, che viene in avanti, prova a spingere, palla forse l'arbitro dice di no, il guardialine dice di no, non era uscita del tutto, quindi lasciato continuare, giustamente. Si gioca ancora, Fortunato in fase difensiva, palla che non è, si gioca, Abčka alza la testa, guarda la posizione dei suoi, non c'è nessuno davanti che si muove e allora viene a riprendersela Fortunato, anzi no, butta in avanti il pallone, adesso viene bloccato. Fortunato per Abčka, ancora una attenzione, non rimane in piedi Crivaro, che cercava di trovare il pallone, ma lo ha anticipato molto bene, lo ha chiuso con il corpo il difensore, quindi nulla di fatto con Bala che è pronto al rinvio lungo, la mette a terra, rinvio lungo oltre la metà campo, colpo di testa tentato, non riuscito, adesso ci provano naturalmente. Di Lalla può venire in avanti, blocca tutto la difesa del San Donà. Vi dicevo, stiamo vedendo poco calcio adesso, comparsa veramente la fatica e quindi può ripartire in avanti ancora il San Donà. Crivaro si è fatto fermare dal suo diretto avversario, palla buttata in avanti ancora da parte dell'Albignasego, gioco che è sparito, ma capiamo perché il momento ormai diventa importante. Già è stato segnato in precedenza con lo sbaglio del calcio di rigore da parte di Fortunato, che poteva chiudere o quasi, insomma, definitivamente la pratica. Così non è stato. Ancora Fortunato che cerca di riprendersi il pallone, cerca di riportare sotto i suoi. Bravo, da terra riesce a vincere il tackle, prova ad andarsene teso, ma fa un bel numero e allora con le mani il numero 14 del San Donà, con Fortunato che gli ritorna il pallone, poi tutto indietro per Crescente in linee orizzontali con Abčka scaraventa in avanti il pallone lontano dalla propria porta, Delella la sbaglia e permette ancora di venire in avanti alla formazione del San Donà di Piave. Palla che rimane lì, poi esce in qualche maniera, ma l'arbitro giustamente vede il fallo e allora ferma tutto e si potrà riprendere a giocare con una punizione in favore della formazione dell'Albignasego. 14:39, quindi meno di un minuto al termine del primo tempo supplementare, poi non ci dovrebbero essere stop, quindi si gira immediatamente il campo, però non succede mai così, quindi giochiamoci anche questi minuti. Si dovrebbe, no? Ma però va bene così. Eccolo qua, vediamo. Si gira il campo e si dà l'opportunità di un'ulteriore sosta brevissima per permettere naturalmente
agli 11 e 22 in campo con le sostituzioni, insomma, di rifiatare, perché la partita è stata maschia, è stata dura, è stata tosta veramente, è stata una partita in cui nel primo tempo io perlomeno ho visto favorito il Sandona di Piave, poi nella seconda frazione di gioco meglio l'Albignasico, che ha avuto anche una ghiottissima occasione per chiuderla. Poi ai tempi supplementari abbiamo visto quello che è successo, lo sbaglio di Fortunato, che sbaglia veramente molto poco, però questa volta l'errore c'è stato, fatale, poteva chiudere o quasi la partita, non c'è riuscito, e allora adesso si giocherà il secondo tempo supplementare, velocissimi in questo caso, per far rientrare in campo le due squadre. Poi ci saranno eventualmente i tiri dal dischetto, ed eventualmente i tiri del dischetto, Enzo, potremmo seguirli da giù eventualmente, se riuscissimo a scendere, quindi proveremo a seguirli dal bordo campo e vedere come finirà, per essere poi pronti appunto a delle interviste da effettuare in mezzo al campo a fine partita, per vedere chi si aggiudicherà questa Coppa Italia per la categoria eccellenza qui a Scorzè, con il terreno di gioco appunto scelto dal Comitato Regionale Veneto per giocare questa finale. Sta per ricominciare la gara, sta per ricominciare la partita. Secondo tempo supplementare, in caso di parità, lo ricordiamo, si va ai calci di rigore. È tutto pronto. L'arbitro Kumbulla fischia e può far partire il suo cronometro per la seconda frazione di gioco dei tempi supplementari. In avanti ancora questi passaggi dove non si predilige il portiere, e lo hanno fatto in parecchie occasioni quelli del Sandona di Piave, anche complicandosi un po' la vita, perché sarebbe bastato in alcune occasioni il passaggio indietro al proprio portiere, invece qualcuno ha pensato bene anche di sventolare e di svirgolare il pallone a destra e a sinistra, gettandolo fuori. Con le mani la ripresa a giocare per la compagine del Sandona. Fortunato la mette dentro, incantevole questo pallone, incantevole questo taglio, ma purtroppo Crivaro non è arrivato bene con il corpo, e quindi persa anche questa occasione da parte del Sandona. Fortunato bloccato, chiede scusa al compagno perché ha rallentato troppo il gioco, palla che non è riuscita a passare. Pasian deve arretrare la sua posizione, deve andare più indietro. E allora Pasian con il rinvio. Fortunato non trova il pallone, lo trova invece il giocatore entrato in campo, mi pare il numero 15 Teso, che spara alto, però nessuna velleità di centrare la porta, perché è volato altissimo sopra la traverso, nulla di fatto. Tempo che sta anche peggiorando, un po' di nuvolosità più seria, e anche il freddo che si fa sentire qui al comunale di Scorzè. D'altra parte l'orario vede le 16:42-43, insomma, quindi ci siamo, insomma. Sta giocando la seconda frazione dei tempi supplementari, il secondo tempo supplementare qui a Scorzè, per assegnare la Coppa Italia Eccellenza. Vediamo se saranno necessari i calci di rigore. Di Lalla,
fermato da Soncin, teso, sì, per Crivaro che vuole metterla dentro, lunghissima, la tocca dalla parte opposta un giocatore dell'Albignasego, ancora un altro bel colpo, un altro bel traversone, però questa volta il colpo di testa in girata è da dimenticare, nulla di fatto per il tentativo del Sandonà che ci sta provando fin dall'inizio della partita. Abbiamo detto insomma che ai punti fosse un incontro di box, ai punti i due tempi regolamentari erano finiti e per me sono finiti in parità, primo tempo per il Sandonà, secondo leggermente per l'Albignasego, e adesso questi tempi supplementari sono, come dicevo in precedenza, un prolungamento della stanchezza che si va ad accumulare sui giocatori dopo 90 minuti fatti ad un certo livello, oppure insomma vedremo quello che succederà. Poi se ci si mette anche il rigore sbagliato da Fortunato, poi succede un po' di tutto. In avanti l'Albignasego ancora, raddoppio o addirittura una tripla marcatura per portare via il pallone, ancora di corsa dalla parte opposta, prova a lanciarsi sulla corsia di sinistra il Sandonà di Piave, fermato, il tocco è per il giocatore del Sandonà che ha messo fuori il pallone, quindi nulla di fatto. Riparte con una rimessa in gioco con le mani l'Albignasego, fuori, palla che si gioca ancora, riparte il Sandonà, deve cercare di allargarsi forse dalla parte opposta, però prima lo faceva, adesso la stanchezza, vi dicevo, ha preso un po' il sopravvento, quindi vedete come si sta giocando con palle da una parte all'altra e lanciate in avanti il più lontano possibile dalla propria area, perché insomma prendere un gol adesso insomma sarebbe un'ulteriore beffa. Blocca tutto ancora, Sandonà che riparte, ci riprova, Destito, bene, Soncin, ancora lui, viene a spingere Soncin, Crivaro fuori gioco, sì, c'era tutto. È un po' la caratteristica di Crivaro questa, gioca sempre sull'ultimo uomo, lì davanti, però deve stare attento chiaramente, ma insomma ci sta. La sua caratteristica e la sua forza, insomma è un uomo a cui non puoi concedere metri perché altrimenti ti punisce, quindi ci sta tutto, insomma. Qui c'era il fuorigioco, quindi fermato sul nascere il suo tentativo di andarsene verso la porta di Bala. 5 minuti, anzi 6 già giocati, quindi ne restano altri 9 per smuovere la gara e finirla prima dei rigori. Pubblico che rumoreggia e ancora Pasian che mette palla in avanti, poi la palla che arriva dalle parti di Abčka che vuole ragionarci su insieme al proprio portiere Crescente. Rinvio lunghissimo ancora anche per lui, con il tocco del numero 8 dell'Albignasego che concede la rimessa in gioco con le mani al Sandonà. Scampoli di gioco che adesso si vedono sempre meno. La palla, gli intendimenti dei giocatori sono di farla volare via lontana, insomma il più lontano possibile dalla propria area. E allora viene in avanti ancora, fermato Salata, può ripartire, attenzione, può ripartire, la mette giù benissimo, poi c'è la spinta da Tergo, sì, ci sta tutta anche questa, quindi nessun problema, non protesta nemmeno nessuno tra l'altro, quindi c'era la spinta da Tergo sull'ultimo uomo dell'Albignasego da parte del giocatore del Sandonà di Piave. Va a riprendersi palla Bala, è pronto al rinvio lungo Bala, sta calando l'oscurità anche a Scorzè. Ammonizione
altro ammonito sul taccuino dell'arbitro, ed è, mi pare, Ceconello, il numero 9, scusatemi, sì, Ceconello finito sul taccuino dell'arbitro, l'arbitro che acconsente all'entrata dei sanitari, se sarà necessario. Si guardano un po', vediamo che cosa è successo. E Abčka per terra. E allora Ceconello e Abčka stanno trovando ancora la forza per parlarsi e per discutere tra i due. Vabbè, meglio così, meglio così. Fortunato intanto ne approfitta per alzare un po', per prendere un vantaggio di qualche metro spingendo in avanti la palla. 8 minuti e 47 secondi di gioco, quindi siamo a 7 al termine. Vanno a cercare di colpire la testa. Soncin tutto solo, non trova nessuno in aiuto, deve metterla dentro, si inventa questo pallone anche bello per il resto, palla che poi viene messa fuori da Ceconello, che non colpisce bene di testa. Arriva Fortunato per lanciare i suoi ancora, colpo di testa in anticipo dell'Albignasego, blocca tutto il Sandonà, ancora in avanti conteso Fortunato, bello per Pasian che non riesce però a raggiungerla, peccato, chiede scusa a Fortunato. Cambio, c'è un cambio nelle file dell'Albignasego, entra il numero 16 se non erro, entra Rampin. Palla che sta per arrivare, tutti lì più o meno nel cerchio del centrocampo. Bala la mette proprio lì, poi provano a manovrare quelli del Sandonà, l'Albignasego esce, prova a spingere, attenzione, arriva in uscita il portiere Battaiotto, che rimane a terra. Ci auguriamo che non sia nulla di grave, però ha fatto un'uscita veramente a salvare la sua porta. Entrano i sanitari di entrambe le squadre con una botta sicuramente dolorosa per l'attaccante. Ci auguriamo niente di particolare per il portiere del Sandonà di Piave. Ammonito intanto il giocatore dell'Albignasego. Mentre cala l'oscurità qui al comunale di Scorzè, 4 minuti da giocare, ma ci sarà un po' di recupero, immaginiamo, con questo stop. Un po' di uomini intorno a Battaiotto, il portiere del Sandonà di Piave, che in uscita bassa è rimasto a terra adesso dopo lo scontro con il giocatore dell'Albignasego. Ci auguriamo che non sia nulla di particolarmente serio, no, mi pare di no, perché vediamo il portiere si è già quasi alzato, sì, ok, è sì, tranquillamente, quindi si alza anche lui. Sicuramente stava meglio prima, però Battaiotto va a prendere posto tra i pali nuovamente, quindi nessun problema. Ci scapperebbe l'applauso giustamente, ma anzi sarà lui stesso a battere, rimettere in gioco la sua squadra. Il Sandonà butta in avanti il pallone, attenzione, trattenuto, l'arbitro fischia con un attimo di ritardo, però ferma il gioco giustamente perché c'era la trattenuta sul giocatore del Sandonà che se ne stava andando.
serve un pallone perché mancano, no, ci sono. Ancora Fortunato, pronto a scodellare un altro pallone lì in mezzo. Eccolo, la mette dentro, però arrivano prima quelli dell'Albignasego, che poi cercano di allontanare il pallone, ma il pallone rimane lì. Poi è sfortunato il giocatore del San Donà, che andava per cercare di non permettere un altro rinvio, l'ha toccata con il petto, quindi palla che tocca l'uomo, e quindi rimessa in gioco per l'Albignasego, che prova a ripartire ancora con un altro stop da parte della difesa del San Donà. Attenzione a Crivaro, e allora viene in avanti Soncin, scatenato, nulla di fatto per lui. Di Lalla che prova a rinviarlo, ci riesce. Fortunato, colpo di testa ancora, la palla non c'è, non si vede più gioco, si vede proprio soltanto palle buttate in avanti per cercare il colpo, per cercare la risoluzione, per cercare il colpo di fortuna per chiudere la gara in qualsiasi modo, prima di andare ai calci di rigore che segneranno. Manca pochissimo, 14 minuti e 25 giocati, si recupererà qualche cosina sicuramente, quindi un paio di minuti forse per l'incidente occorso a Battaiotto prima in precedenza. Ancora Fortunato sul pallone e sarà un altro traversone in mezzo all'area, quindi attenzione, questa volta è buono il colpo di testa, altrettanto buono del difensore dell'Albignasego. Che rischio! Arriva Fortunato a rinviare, a mettere davanti ancora questo pallone. Stava per complicarsi la vita la formazione del San Donà con questo rischio in mezzo al campo. Poi c'è il San Donà ancora che spinge in avanti tutta, con la palla che viene bloccato tutto perché c'è un giocatore a terra in mezzo all'area di rigore, ed ci sono crampi per il giocatore dell'Albignasego. Vanno a protestare, ma d'altra parte c'è un uomo fermo a terra, cosa dobbiamo fare? Non puoi calpestarlo, non puoi passarci sopra, quindi giustamente ha fermato il gioco, ha fermato tutto, e quindi è andato a spiegare che cosa doveva fare. Si alza però il giocatore dell'Albignasego, quindi vediamo, c'è un recupero, c'è un altro cambio, quindi 18 mi pare che entra in campo, ed è il numero 18 che è Guaneo, e quindi ormai pare che insomma ci si stia avviando verso i calci di rigore. Fortunato che sta parlando con l'arbitro, palla che sarà scodellata lì davanti a lui, eccolo lì, e lui la ributta dentro, la ributta on the box, come si suol dire. Palla messa giù a terra, poi non la trova più, palla che viene rinviata, palla che viene messa in fallo laterale, e allora ci sarà da giocare ancora qualcosina per lo stop in precedenza. 16 minuti e 37, quindi sicuramente altri 30-40 secondi, e dice basta. L'arbitro, il signor Kumbulla, dice basta. Allora io farei una cosa, come abbiamo detto, lascio la postazione, quindi rimane per il momento soltanto l'audio e ci risentiamo da bordo campo. Grazie, scusa.
E mi raccomando, saluti i ragazzi prima di Riccardo. Giù, 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 giù. Sì, Mi dici se mi senti? Qua, va bene. Allora, vediamo se riusciamo a seguire, i tiri, i calci di rigore, se riusciamo a seguirli. Ok? Va bene. Perfetto, perché siamo scesi giù in campo e quindi vediamo se riusciamo a seguirli. Allora, va al tiro l'Albignasego, primo tiro dell'Albignasego. Primo tiro dell'Albignasego. Con Battaiotto che prova a dire di no e vediamo che cosa succede. Primo rigore trasformato. Primo rigore trasformato. Ci va Fortunato. Ci va Fortunato al tiro. Vediamo. Vi ricordo che ha sbagliato pochi minuti fa il suo rigore per finire la partita, questa volta la mette dentro. 1-1. Questa volta l'ha messa dentro Fortunato. Uno a uno. Ancora l'Albignasego. Secondo tiro per l'Albignasego. Parato. Battaiotto dice di no. Battaiotto dice di no. E allora vantaggio per il San Donà. Mi senti? Vantaggio per il San Donà. E adesso è il San Donà che va al tiro. E Bala, vediamo come risponde. Vediamo Bala come risponde. Tra i pali Bala. Scusatemi, ma io non vedo dalla posizione dove sono
i numeri dei giocatori, quindi non riesco a definirli. E allora Sandonà al tiro ed è gol, 3-1. Questo mi pare Cecchinello che vada al tiro, il centravanti, il numero 9 dell'Albignasego, che va al tiro per accorciare le distanze. Vediamo Battaiotto che ha parato già un rigore. Vediamo Battaiotto contro Cecchinello. Fa sistemare sul dischetto del rigore bene il pallone. Cecchinello, numero 9 dell'Albignasego, contro Battaiotto, e gol, 3-2. È sotto di 1 ancora l'Albignasego. È sotto di 1 l'Albignasego. Mi pare Soncin che vada al tiro per la formazione del Sandonà. Soncin contro Bala. 3-2 il vantaggio della formazione del Sandonà. Soncin contro Bala. Soncin. Gol. 4-2. 4-2. Attenzione. Albignasego al tiro. Albignasego al tiro. Battaiotto prova a dire di no ancora. Non ci riesce. C'è Abčka, mi pare, che vada al tiro. Abčka contro Bala. Abčka contro Bala. Fischio dell'arbitro. Tiro. Gol. Sandonà che continua ad essere davanti, imparabile anche in questo caso il tiro. E adesso il numero 16 mi pare, o 15 dell'Albignasego. Nella mia posizione proprio non riesco a distinguerli, me ne scuso. Però insomma le immagini lo spiegheranno meglio. 16. Contro Battaiotto, vediamo. Battaiotto ne ha già parato uno in precedenza. C'è sempre questo gol di vantaggio del Sandonà. E allora Battaiotto che fischio dell'arbitro che arriva. Bellissimo il rigore. Portiere che non lo vede proprio, va da una parte e il palla dall'altra. Tocca al Sandonà. Tocca al Sandonà adesso. E allora Bala è chiamato al miracolo. Ed è gol! Vince il Sandonà! Vince il Sandonà, la Coppa Italia Eccellenza. Vince il Sandonà che porta a casa la Coppa contro un Albignasego che non riesce a fermare la formazione del Sandonà di Siciliano, che si aggiudica il match, si aggiudica la partita, e naturalmente c'è tanta gioia in campo. Adesso vediamo se, io mi auguro che
che ci sia sempre il segnale. Mi auguro che ci sia sempre il segnale, quindi vediamo se riusciamo ad avere anche Mamerti. Beh, insomma, è stata una finale molto bella, no? Bellissima, direi, bellissima, anche perché in un contorno di pubblico di questa specie è meraviglioso, veramente. Poi supplementari e rigori, una finale non poteva far altro, no? Ha dato il massimo di sé, quindi ha vinto anche chi forse se lo è meritato nel complesso del gioco, però due belle formazioni sicuramente, sì. Grazie e buon finale di giornata. Allora, vediamo se poi riesco ad avere qualcuno. Se io mi sposto da questa parte, spero di esserci. Vediamo se in mezzo al campo, Siciliano! Allora, beh, intanto complimenti perché se non vincevate veramente questa volta la sfortuna sarebbe stata grande. Una finale, hanno giocato una grande partita loro secondo me. Noi abbiamo fatto fatica nei primi momenti, ma era difficile, è un campo difficile perché era impossibile giocare oggi. Sì. Quindi hanno giocato molto diretto, hanno fatto una partita pazzesca, ragazzi. Io ho detto primo tempo, se fosse un incontro di box, primo tempo vostro, secondo tempo un pochino meglio loro perché avete faticato un pochino, poi però insomma Fortunato se la sogna questa notte quel rigore. Io ho detto secondo me questa squadra, questo pubblico merita altro. Questa coppa è importante, però pensiamo al campionato adesso. Me l'avevi detto. Ciao, grazie. Ringraziamo il Siciliano per essere stato con noi. Vediamo se abbiamo poi la fortuna di avere anche qualcuno dell'Albignasego, magari Paganin, se riesco ad averlo e se sempre naturalmente. Vediamo se riesco ad avere. Sì, il mister è qui. Vediamo se lo blocco. Mister? Sì. Come stai? Bene. Beh, andiamo, possiamo andare anche così. Sì. Rimane l'amaro in bocca perché ci avete provato. Dopo un primo tempo che io ho definito a loro vantaggio, siete usciti voi nel secondo tempo molto bene. Sì, affrontavamo una squadra forte, Sandonà non è che è una novità. A noi è servito un po' per crescere, diventerà adesso importante la proiezione del campionato. I rigori sono come sempre nella teoria, bisogna poi dire che loro hanno stati bene, per cui merito anche a loro, dai. Beh, diciamo che comunque è stata una gran bella partita. L'arbitro vi ha permesso di giocare fino ad un certo punto, poi ha detto adesso avete capito che cosa fischio o non fischio, ci sono io. Sì, no, ma è bello quando, prima cosa per un contesto così, è bello per la federazione, è bello per i ragazzi, è bello perché viene valorizzata una finale di Coppa. Che ripeto, da quel punto di vista lì è bello la cornice, è bello tutto, complimenti a chi l'ha organizzata, la sede che ha scelto. Dispiace chiaramente quando uno arriva in finale non puoi vincere una Coppa, però ripeto rimane la considerazione del fatto che diventa interessante la crescita fatta da questo gruppo qua e dopo vediamo se ci proiettiamo sul campionato. Paganin, in bocca al lupo per il campionato. Grazie mille grazie e buona serata. Ciao, grazie. Salutiamo Paganin e adesso ritorniamo da questa parte, vediamo se vado a prendermi Fortunato che viene abbracciato un po' da tutti e allora ce l'abbiamo qui con noi. Allora vediamo se riesco dopo questo abbraccio. Capitano, allora cosa sognerai stanotte? Sta vittoria bellissima. La vittoria. Il rigore lo sognerò, però ce l'abbiamo fatta. Me l'avevi detto, no? Che questo gruppo meritava questa vittoria perché la fatica ne avevate fatta abbastanza e lo scorso anno, insomma, così. Sì, in gruppo io, guarda, vado avanti grazie a loro. Complimenti agli Albignasego, squadra veramente importante, però ce lo siamo meritato. Io l'ho un po' complicata, però nel calcio ci può stare il bel rigore. E va bene, io adesso me la godo per i ragazzi, per questa curva che è fantastica. Cioè, guarda quanta gente che c'è, sono i numeri uno veramente. Jacopo, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, ringraziamo Jacopo Fortunato, capitano appunto della formazione. Volevo concludere o ad andare a sentire anche Soncin, se riesco a vederlo, perché Crivaro. E allora abbiamo invece Crivaro, che fino all'ultimo ci ha tentato di metterla dentro sta palla, ma
raccontaci i 2 episodi lassù, c'era o non c'era sto rigore oppure no? Ma guardi, sul primo penso di sì, perché comunque Anch'io ho poi spostato dubitavo. Il palla. secondo sei andato a giocartela un po'. L'ultimo, diciamo che tra la stanchezza un po' e tutto ci proviamo, come sempre in campo bisogna sempre provarci, anche se... Insomma, sei ritornato a casa, diciamo, e suggelli subito con una vittoria. Sì, sono tornato, non ci ho pensato 2 volte quando mi hanno chiamato. Arrivare e giocare subito una finale così non è semplice, è bellissimo, così è ancora più bello e niente, speriamo di continuare, che sia il primo dei tanti traguardi che vogliamo raggiungere tutti insieme. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie a Crivaro che è qui con noi. Volevo Soncin, dov'è? Vediamo se riesco. Soncin. Aspetta che lo stanno sistemando il meglio. No, volevo proprio concludere con te, perché ho detto che la carta d'identità l'hai dimenticata in questo periodo, perché si sentono, però stai facendo un gran bella stagione. Mi fa piacere che questo passi, io come sempre ci metto tutto quello che posso, spero di riuscire a dare tutto quello che posso per il più tempo possibile ancora, soprattutto qua, che è comunque la mia terra, perché sono un caimano anch'io alla fine. Il tuo capitano ha detto che è un gruppo fantastico e lo state testimoniando, insomma, avete voluto questa vittoria, se non fosse arrivata sarebbe stata un po' bruttina. Vabbè, ma questo è naturale, penso che per tutti perdere una finale sia brutto. Io penso che comunque noi nel percorso che stiamo facendo dall'anno scorso, che comunque il gruppo centrale è quello dell'anno scorso, abbiamo fatto un paio di rinforzi, abbiamo preso, che ci sta dando una grossa mano in campo ma soprattutto fuori, e stiamo riuscendo a amalgamarci sempre di più, ogni giorno di più, è una famiglia, non è un gruppo, è una bella famiglia. In bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, grazie. Bisiol. Ti vedo provato nonostante tutto. I ragazzi se la meritavano. Cioè, davvero un'emozione vedere tutto sto pubblico che viene a Sandonà per loro, perché è una squadra di ragazzini e si sono meritati questo. Guardate cosa sta muovendo, bravi il mister, bravo lo staff, bravi tutti, veramente è una società che sta crescendo la nostra e speriamo di toglierci ancora delle soddisfazioni, perché adesso testa il campionato e avanti, godiamocela oggi, ma testa al campionato. Testa al campionato, bene Visiol, grazie. Bene, allora io direi che possiamo fermarci qui, magari vediamo se riusciamo ad avere ulteriormente il presidente Ruzza. Mentre, aspetta, capitano, c'è chi? So che la voglia di parlare è poca, non è tanta, però insomma con la fascia tocca fare anche questo. No, sì. Beh, è stata una bella partita. È stata una bella partita, combattuta, ce la siamo giocata fino alla fine, poi i rigori si sa che vanno un po' a sorteggio. No? Esatto. Sì. Ho detto già al tuo mister, se fosse stato un round di box, primo tempo a loro, secondo tempo a voi, sì. poi loro hanno sbagliato sto rigore. E lì... Io lì ci ho creduto, perché credo al destino, però purtroppo questa volta non è andata. Dai, però, ci rifaremo. Come diceva Paganin, è un bel gruppo anche il vostro. Sì, siamo uniti, adesso pensiamo al campionato, pensiamo ad arrivare comunque ai playoff, perché è il nostro obiettivo principale. E niente, adesso... Capitano, bocca al lupo. Anche a te. Ciao, grazie, ciao. Bene, abbiamo terminato decisamente dalla diretta, noi ci fermiamo qui, insomma quello che abbiamo raccolto, lo potrete vedere, do la linea alla regia e quindi linea definitivamente chiusa. Grazie, puoi continuare con le varie immagini se ritieni appunto Enzo, vai. Un grande applauso ancora alla Ginnasio del Calcio che riceve la taglia della seconda classificata, che comunque è sempre un bel ricordo. Adesso sentiamo se i tifosi sono ancora carichi e iniziamo a premiare la prima classificata del calcio Sandonà. Il signor Roberto Mamerti, vicepresidente di carica del Comitato Regionale Tecnico, e il signor Giuseppe Luzza, che è il presidente del nostro Comitato Regionale. Un grande applauso ai ragazzi del Sandonà!
qualcosa davanti, forse questo non è importante ora, invece è importante il fatto che è fortunato a tirare quel trofeo che è già pronto lì. Invitiamo il presidente Luzza a consegnare la coppa, anche se è stato preso all'interno dei giocatori. Presidente, venga presidente. Fortunato. Sta arrivando un momento, 3, 2, 1 Stanno ai campioni, ufficialmente, gesto dei campioni, gesto di alzare quella coppa al cielo, modo di rito, al cielo, qui del Veneto, la Coppa Italia Eccellenza, punto celeste. Ora solamente le fasi intenzionali del torneo aspettano Sandonati. Giustamente, pensato quando c'è il tifoso. Alzarlo, sbatterlo in faccia loro. Che hanno supportato, li supportano sempre. Lo Zanuto, qui, in massa, tutti venuti qui proprio per vedere